Buonasera a tutti e a tutti e benvenute e benvenuti a questa nostra seconda assemblea pubblica del nostro circolo. Questi sono dei cicli di assemblee che abbiamo aperto il mese scorso, stiamo cercando di farne uno al mese. Diciamo che il filo rosso che collega, scusate, vediamo così, il filo rosso che collega un attimo tutti quanti questi eventi sono, aspetta che spento, ok, il filo rosso che collega tutti quanti questi eventi uno con l'altro, magari, ecco, passami quello, conviene lo tenga più vicino, se è più, proviamo più vicino, ok, fischia meno. Ok, ottimo. Allora, come stavo dicendo, questa è la seconda serata del nostro ciclo, stiamo tentando di fare una serata al mese che è divisa, però io sento ancora il fischio, scusate. Devi spegnere l'altro. Ok, proviamo un attimo. Spegni quello. Eccoci qua. Ok, questo va meglio. Allora, come dicevo, abbiamo aperto questo ciclo di assemblee pubbliche aperte appunto a tutta quanta la cittadinanza e non solo, concentrandoci sul filo rosso dei bisogni del nostro territorio. Per cui la prima l'abbiamo aperta sul tema dell'energia, parlando appunto di comunità energetiche, e questa sera abbiamo voluto trattare un altro tema molto forte qui da noi, dalle nostre parti, che è appunto, e non solo purtroppo, che è appunto la carenza strutturale dei medici di base. Per cui questa sera abbiamo chiamato con noi a parlarne degli ospiti molto autorevoli. Tra poco avremo con noi l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin in collegamento, e poi abbiamo con noi il consigliere regionale Andrea Zanoni e la segretaria della funzione pubblica della CGIL Veneto Sonia Todesco. Con Andrea presenteremo anche quello che è stato lo studio che il gruppo consigliare del Partito Democratico in Regione ha fatto proprio su questo tema, e poi alla fine della serata avremo anche del materiale informativo che potremo distribuire a tutti quanti. Ringrazio tutti per la presenza, vedo anche molti medici e sono molto contento che abbiano accettato il nostro invito. Qui tra noi abbiamo anche la nostra, che è stata anche la mia pediatra storica di Mogliano, Vitalia Murgia, che poi porterà anche lei un contributo alla discussione. Ringrazio anche, vedo molti presidenti di quartiere presenti questa sera. Sappiamo che questo problema qui da noi in città è sentito soprattutto in determinate frazioni che purtroppo hanno fatto fatica ad avere il medico di base sul proprio territorio e magari ce l'hanno per diciamo delle tempistiche che magari non sono sufficienti a garantire un servizio di qualità. Per cui direi di sciogliere un attimo tutti quanti gli indugi e di partire. Per questioni di tempo passeremo prima la parola all'onorevole Lorenzin in collegamento, e poi il nostro responsabile organizzativo del circolo, Franco Bartolomei, coordinerà il resto della serata con gli altri ospiti. Grazie ancora a tutti e a tutti per essere qui con noi e buona serata. Dovremmo esserci, un attimo solo. Fai una prova microfono per favore, Beatrice. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ti sentiamo. Allora ti giro così puoi vedere anche la sala. Sì, questa è una grande aspirazione secondo me. No, vedo il soffitto. Adesso un attimo che giro lo schermo. Ecco qua. Meglio? Buonasera a tutti.
Buonasera. Io, Giacomo, però poi un tentativo, almeno uno, di fare vedere queste slide, riproverai a farlo. Se vuoi proviamo a fare un tentativo in diretta. Proviamo a fare un tentativo in diretta, dai. Aspetta, non sono le slide queste. Aspetta, voi vedete qualcosa? No, non vediamo. Non vedete proprio niente. Provo a fare, infatti vado lo stesso, mi dispiace tanto di questa cosa perché era proprio fatta bene. Vuoi che tempo abbiamo? No, va bene, vado, dai, andiamo senza slide, quasi poi neanche queste vedi, no niente, pazienza, andiamo senza slide e cercherò di essere chiara il più possibile, quindi... Vado alla sala, dicono che ce le puoi tranquillamente mandare dopo, che le metteremo a disposizione. Metti sicuro. Sicuramente le riceverete tutte, dite la verità. Non posso neanche controllare se è vero. No, fidati, siamo gente che studia. Lo so, ma dai, era semplicemente per chiarire il contesto generale. Innanzitutto grazie a tutti di questo invito, sono molto contenta di poter partecipare. Purtroppo mi devo assentare prima perché, come dicevo a Giacomo, sono in diretta negli Stati Uniti al congresso e dove per il fuso orario diciamo questi sono gli orari. Il titolo del tema del vostro convegno è un tema di massima attualità, sia dal punto di vista locale che nazionale, cioè la carenza dei medici di medicina generale in Veneto, ma io potrei dire la carenza dei medici specialisti in Italia tutta e in Veneto già dal 2025. Per spiegare che cosa sta succedendo nel mondo sanitario, noi ci troviamo, per quanto riguarda la crisi del personale sanitario, in un momento che potremmo definire di tempesta assolutamente perfetta, in cui purtroppo l'incrocio della gobba pensionistica, cioè delle persone che andranno in pensione, tra medici di famiglia, medici specialisti ospedalieri e medici specialisti ambulatoriali territoriali, raggiungerà in questi anni, in questa fase, fino al 2025-26 il suo picco. Accanto a questa gobba di pensionistica, che era facilmente prevedibile, perché tutti noi sappiamo quando qualcuno quando viene assunto e quando andrà in pensione, è venuta meno per tanti motivi che, se volete, vi spiego, negli ultimi anni una adeguata programmazione di formazione dei medici e assunzione dei medici, in particolare nell'ambito della medicina generale, ma guardate, non solo nella medicina generale, anche tra i medici specialistici. E soprattutto per quanto riguarda la specialistica del territorio, cioè quella che dovrebbe aiutare insieme ai medici di famiglia a drenare gli accessi degli ospedali e che dovrebbe stare diciamo, in quelle che sono oggi definite le case di comunità, che è oggetto della riforma del Piano Nazionale di Resilienza. Ma se non c'è il personale adeguato, neanche le case di comunità potranno diciamo, decollare secondo quello che era poi l'obiettivo del PNRR e quindi del legislatore. Bisogna capire però che cosa è successo per poter trovare le ricette. La tempesta perfetta è venuta per vari motivi. Da un lato, dal 2006 c'è stato quello che si chiama il blocco del turnover, cioè un tetto messo alle assunzioni
che fu messo in generale a tutto il pubblico impiego e considerando tutto nello stesso modo, quindi fu un tetto flat, che tu fossi un impiegato delle poste o della forestale o un medico o un infermiere, quindi un operatore del Servizio Sanitario Nazionale, questo tetto era sempre lo stesso. Nello stesso tempo, mentre tu bloccavi le assunzioni per moltissimi anni, e siamo riusciti a sbloccare definitivamente questa situazione solo con il Covid, cioè con la legge di bilancio del 2021, sono mancate le borse di specializzazione. Cioè noi abbiamo un sistema della sanità totalmente programmato, cioè noi decidiamo, i numeri vengono dati dalle regioni e dal MIUR, viene deciso, cioè dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di quanti medici avrà bisogno l'Italia per specialità nei vari anni, calcolando ovviamente anche il sistema delle pensioni. Questo comporta che nel momento che tu ti iscrivi a medicina, ti laurei, devi essere formato e quindi diventare un medico specialista con una formazione nazionale o un medico di medicina di famiglia con una formazione regionale, che adesso noi vogliamo che sia invece una formazione di specialistica nazionale, anche questa, e poi dopo essere assunto nel sistema sanitario nazionale e nel mondo della ricerca. Tutto questo meccanismo che avrebbe dovuto essere virtuoso e portare ad aumentare la qualità dei nostri medici e nello stesso momento garantire il turnover, cioè il ricambio man mano che le persone andavano in pensione nei territori, è saltato. Non è saltato da oggi noi abbiamo un picco e come tutte le questioni complesse ha cominciato a degenerare durante i primi anni del 2000, del secondo decennio del 2000, cioè 2011, 2012, 2013, in cui già si vedevano i problemi che si sarebbero verificati. Qui si potrebbe dire, allora perché non si è intervenuti prima? E purtroppo il tema è sempre stato quello. Uno, da un lato una questione di budget del Fondo Sanitario Nazionale, perché a differenza che i grandi investimenti che vengono fatti one spot, per esempio nel PNRR, il one spot significa in un'unica tranche, i medici e gli infermieri e gli operatori sanitari sono dentro il bilancio dello Stato, cioè una volta che tu li hai assunti vengono contabilizzati nel bilancio dello Stato e delle singole regioni. Ci sono stati in quest'ultimo decennio delle resistenze sulle assunzioni perché non erano accompagnate da un adeguato aumento del fabbisogno del fondo sanitario. Chi mi conosce sa che sono almeno 10 anni che mi batto, e con me devo dire tutto il Partito Democratico, perché il fondo sanitario riuscisse ad aumentare in modo adeguato al fabbisogno. Questa cosa di cui io vi parlo, che in Italia significa che noi abbiamo una media di 2,56 medici ogni 1000 abitanti, e per medici intendo tutti, privato, convenzionato, pubblico, dentro il Servizio Sanitario Nazionale. La media generale però comporta che questo dato, che è un dato basso, in Veneto è ancora un pochino più basso. Cioè in Veneto ci sono meno medici in media rispetto alla condizione nazionale. E questo vi devo dire la verità, che è una cosa che ho cercato anche di capire per quale motivo il Veneto abbia avuto una così bassa, più bassa di altre regioni, pur essendo una regione che non aveva problemi di budget nelle assunzioni di medici, nonostante abbia e faccia uso tuttora di un largo numero di operatori sanitari assunti tramite le cooperative, quindi con le famose partite IVA, quindi pagandoli di più, anche se poi in questo modo non garantisci una continuità nell'assistenza e nella cura rispetto all'operatore, al medico, al professionista che sta nella tua struttura e che segue quel paziente nel tempo. Io credo che le motivazioni siano molte, dovute anche ad un eccessivo razionalismo e funzionalismo della programmazione veneta, che non si è lasciata dei margini di investimenti sul capitale umano. Non a caso il Veneto, appunto, pur essendo una regione ricca,
è una regione che paga di meno i suoi operatori, e quindi sulla parte della spesa dello stipendio, che è diciamo più di competenza della regione, non è quello fisso, il Veneto si paga di meno i suoi operatori, e quindi i suoi operatori come regione è una regione meno attrattiva degli altri. Non a caso la carenza dei medici in questa regione si fa sentire, nonostante potrebbe fare politiche di attrazione più forte. E quindi dicevo, c'è stato per Veneto e per l'Italia, il Veneto in particolare, una tempesta che è stata dovuta a un errore di programmazione o quantomeno a una sottovalutazione. Su questo ci si è messo quota 100, perché quando tu sapevi che sarebbero andati in pensione diciamo degli operatori, dei medici fra 2 o 3 anni, quota 100 ha accelerato e dato la disponibilità ad un numero maggiore di persone di andare in pensione prima, soprattutto appunto tra i medici, che non sono stati quelli che hanno aderito di più, ma oggi soprattutto i medici del pronto soccorso, i medici ospedalieri, dopo 2 anni di Covid, molti stanno aderendo alla possibilità di anticipare il pensionamento. Il terzo elemento grave è stata sicuramente la mancata attrattività della professione sanitaria, cioè non solo si guadagna, io mi dispiace che non vi posso far vedere diciamo, la slide degli stipendi medi dei medici in Europa, dove vedrete che l'Italia sta sempre in fondo, sta in fondo sulle assunzioni, sta in fondo sul numero di medici, sta in fondo sugli stipendi. Ecco qui che la mancanza di attrattività, sia per quanto riguarda lo stipendio, sia per quanto riguarda la possibilità di crescita e di carriera professionale dentro il Servizio Sanitario Nazionale, sia esso ospedaliero o territoriale, ha comportato diciamo, un abbandono verso l'estero dei giovani medici. La stessa cosa avviene sui professionisti della sanità, la stessa cosa avviene per quanto riguarda le professioni infermieristiche. Quindi ci troviamo in una vera e propria emergenza che rischia di diventare qualcosa di ancora più grave nei prossimi 5 anni, perché noi vi cerco di non so se mi state seguendo, alzate la mano. No, perché siccome sto parlando a raffica, dandovi una serie di dati, rischio di essere noiosa e non mi invitate più. Inoltre abbiamo anche le slide, non ce l'ho più, quindi mi dispiacerebbe insomma annoiarvi e non riuscire a darvi il senso di quello che sta accadendo sui vari territori. Allora, noi siamo arrivati a questo punto dove eravamo ad un livello già critico nel 2019, prima del Covid. Paradossalmente il Covid, nonostante la mole di risorse che sono state messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, che tutti quelli che c'erano prima ce le saremmo sognate, non siamo riusciti a intervenire in modo forte su questa situazione, anche perché il Covid ha portato uno stress test, cioè un livello di stress all'interno delle professioni mediche enorme. È inutile dire che c'è una situazione di grande scontento e di faticamento in tutti i reparti italiani. Io credo che il Veneto faccia eccezione a questo. Abbiamo un boom di malattie che arrivano in ospedale oggi in una situazione di aggravamento rispetto al passato. Pensiamo a quello che sta accadendo sul cancro e sulle malattie cardiovascolari e sulle questioni legate alle malattie mentali. I medici sono tutti molto provati, senza ferie, senza turni, in una situazione di gestione dei reparti dopo 2 anni così molto difficili. Quindi a questo ha comportato addirittura, cosa che non ci si poteva immaginare, che a fronte di un aumento delle borse di specializzazione che dovrebbero risolverci il problema dopo il 2030, noi non abbiamo l'adesione in corsi di specialità, cioè abbiamo visto per la prima volta la non attrattività della professione rispetto al mondo di chi si appresta a laurearsi in medicina. Allora, in questo contesto, che cosa è stato fatto e che cosa deve essere fatto?
Durante gli anni in cui noi siamo stati al governo e dove abbiamo, diciamo, ahimè, dovuto il Covid, è stato dato innanzitutto una provvista di 10 miliardi in più al fondo sanitario, che è stata estremamente utile. Sono state finalmente tolte il tema dell'imbuto formativo, cioè delle borse di specializzazione, e questo ve lo dico perché voi sentite spesso tutti parlare del fatto che il problema della carenza dei medici è dato dal numero in medicina. Io, a costo di sembrare antipatica, ma non posso dire delle cose che ritengo non vere, vi dico che non è così. Il numero in medicina non è la causa, il numero chiuso in medicina della carenza dei medici. La carenza dei medici è dovuta alla mancanza di un'adeguata provvista di specializzazioni, cioè uguali medici, uguali specializzazione o ridotta la quantità di borse disponibili per il fatto che doveva risparmiare, e dall'altra parte la mancanza di assunzioni. Nel momento che tu riadegui il numero di laureati, quindi il numero di persone che tu prevedi di cui avrai bisogno in modo più adeguato, cioè togliendo questo incubo alle regioni di darti un numero sempre ridotto perché poi non lo possono pagare, e ci hai messo sopra le risorse per le specialità, tu questo tema l'hai risolto. Ma è una grande questione, che i medici che si sono iscritti in questi 2 anni saranno pronti fra 10. E quindi che cosa facciamo in quel periodo di tempo che è tra quando loro finiscono almeno i 5 anni, perché li possiamo far lavorare in formazione, cioè dobbiamo mantenere questa cosa fatta con Covid, che tu i medici che li fai lavorare già negli anni della formazione specialistica, e il momento però in cui la maggior parte dei medici di famiglia, per esempio, andrà in pensione, e cioè tra ora e il 2025. Quindi noi abbiamo 4 anni critici, molto critici per il territorio, che dobbiamo affrontare, e dobbiamo affrontarle con risposte pragmatiche, concrete, che ci permettano nel momento di risolvere la carenza dei medici e in prospettiva di non trovarci più come ci stiamo trovando adesso. Per fare questo, e lo dico in pochi minuti, ci sono delle ricette, e mi dispiace sempre che non abbiamo le slide, perché le slide che vi facevo vedere sono una rielaborazione mia, però di confronto avuto con tutte le federazioni degli specialisti in Italia, quindi con la FOMCEO e dove ci sono tutti dentro, tutte le specialità e i medici di famiglia. Allora, quello che loro ti dicono è di che cosa abbiamo bisogno noi. Innanzitutto che non ci sia più il tema delle borse di specialità, cioè noi dobbiamo garantire pari specializzazioni ai laureati. In seconda battuta, quanti sono i laureati? In seconda battuta, lo stipendio. Non è una cosa prosaica, i medici italiani sono pagati troppo poco e per questo motivo se ne vanno. In Veneto adesso stanno cominciando a offrire anche dei benefit in alcuni comuni al medico che vuole andare a lavorare lì, per esempio il medico di famiglia che gli dà la casa, benefit di varia natura. Non rifiutano, vanno a Bolzano, vanno a Trento, se ne vanno in Austria o in Germania. Abbiamo un'emigrazione di questo tipo: gli italiani vanno a lavorare in Germania e in Austria, i cubani vengono in Italia. Questo è come noi rischiamo di dequalificare il nostro sistema. Quindi deve essere un sistema attrattivo, e vuol dire che devi investire sul capitale umano. E non stiamo parlando degli infermieri che neanche si iscrivono alle scuole di specialità, quindi dobbiamo essere in grado anche qui di essere più accoglienti. Il terzo punto è far lavorare, come dicevamo prima, gli specialisti già durante la loro fase in ospedale o durante la parte formativa insieme ai tutor per quanto riguarda i medici di famiglia. Cioè dobbiamo essere in grado di anticipare l'entrata nel mondo del lavoro effettivo, ovviamente continuando a garantire anche il percorso di formazione, ma dobbiamo riuscire in questa fase di emergenza a utilizzare i medici non ancora totalmente specialisti, che vi do il numero, sono superiori per oltre la metà
di quelli diciamo che hanno invece di specializzazione. Quindi abbiamo una massa di persone qualificate che dobbiamo diciamo, inserire nel contesto, ovviamente con tutte le dovute garanzie per quanto riguarda la loro formazione e i compiti che vanno a liberare. E la stessa cosa è sulle ore. Per quanto riguarda le ore degli specialisti sul territorio, ambulatoriali, cioè bisogna ricomporre un modello organizzativo in modo tale da poter utilizzare al meglio le risorse che abbiamo, ovviamente anche remunerando. Avere un calcolo corretto dei fabbisogni regionali per il prossimo futuro e togliere alle regioni questo giochetto che fanno ormai da 15 anni, per cui denunciano di avere un fabbisogno minore di quello che hanno per risparmiare. E qui sì che serve allora un coordinamento nazionale, un'azione di indirizzo e di controllo a livello nazionale sui reali fabbisogni della cittadinanza. Oltre a questo c'è la necessità, che non è una cosa tra l'altro non così semplice, ma c'è la necessità che mentre si fa questo si attuano delle riforme strutturali sull'organizzazione del lavoro. Guardate, del medico, oggi noi abbiamo la medicina di prevenzione, la medicina di iniziativa, la medicina personalizzata, cioè l'avvento del digitale. Questo cambia e trasforma anche il modo di fare medicina, di dare servizi ai nostri pazienti e di aiutarli ad avere il meglio che c'è di possibilità. Per farlo però dobbiamo adeguare dei nuovi modelli di organizzazione e dei nuovi modelli di accesso alle terapie per i pazienti. Vi faccio un esempio per tutti. Se noi oggi, rispetto alle possibilità di innovazione che abbiamo, di dare ai pazienti farmaci che ti inseriscono in trial clinici inimmaginabili solo fino a 10-15 anni fa, ma se non hai un giusto approccio diagnostico è inutile avere queste terapie. Allora ecco qui una regione che ti fa un test diagnostico molecolare rispetto a una che non te la fa. Se hai ad esempio un cancro, fa la differenza se tu sei curato come un paziente di serie A top Europa o come un paziente di serie B o di serie C, ed è la differenza tra vivere o morire, o tra avere 10 anni, 5 anni in più di qualità di vita. Cioè noi abbiamo la possibilità di inserire su modelli di organizzazione, di programmazione sanitaria aggiornati, nuovi. Dopo questa sfida del Covid dobbiamo cambiare molte cose, ma anche la nostra testa di come noi ci approcciamo alla sanità per garantire questo meraviglioso servizio pubblico, che significa garantire accesso alle terapie, ma oggi io vi dico anche garantire accesso alle terapie di serie A e non di serie B o di serie C, perché oggi avere il cancro a Roma o a Milano, e vi parlo di due città che si trovano in due emisferi diversi del nostro paese, ma dove hai accesso alle migliori terapie oggi presenti in Europa, non è la stessa cosa che avertelo in altre regioni, anche considerate di grande, diciamo, inclusione dal punto di vista del diritto sanitario, perché l'accesso all'innovazione è diverso e la differenza qui te la fa il capitale umano, cioè i medici, gli operatori, l'alta qualità, processi di programmazione e di formazione permanente. Quindi su questo credo che il Partito Democratico, anzi sono sicura che il Partito Democratico ha molto da dire. Mi lascio questi ultimi 3 minuti perché sono già in ritardo, però ci terrei molto a dirvi una cosa. Il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico è un brand, è il Made in Italy, esattamente come altre cose, ed ha un valore immenso per la nostra capacità di erogazione di servizi, ma anche di fare ricerca e innovazione. Questo nostro Servizio Sanitario Nazionale è in questo momento, e lo dico con grande rammarico, una situazione molto difficile. Molto difficile perché il ragionamento che vi ho fatto sul personale sanitario, che è le gambe del servizio, cioè senza le persone la sanità non si fa, chi pensa che si faccia, la macchina aiuta, l'intelligenza artificiale aiuta, ma senza le persone non lo può fare. Questa cosa vale per tutta Italia e accanto a questo ci devi mettere l'accesso alle terapie, i nuovi livelli essenziali di assistenza, la garanzia dei sistemi, le operazioni di controllo. Per farlo ci vuole un fondo sanitario nazionale che sia sopra il 7% del PIL.
e tendenzialmente verso il 9 come i tedeschi, ma invece anche quest'anno il fondo sanitario non ha avuto, non c'è stata questa, io non ho visto non solo la mancanza di volontà, non ho visto la percezione della criticità in cui noi ci troviamo. Per finanziare una riforma del personale, come vi ho illustrato, ci vogliono 1,5 miliardi. Per risolvere diciamo, definitivamente i temi dell'accesso all'innovazione dei LEA nel nostro paese, nuovi DRC, PDT aggiornati, ce ne vogliono un altro 1,5 miliardi. E possiamo dire che poi avremo bisogno di altri 2 miliardi per implementare seriamente la medicina territoriale. Vuol dire che tu hai a regime bisogno di 5 miliardi in più al netto delle bollette, del caro energetico, del caro delle materie prime, delle ulteriori crisi che ci siamo trovati ad affrontare nel Fondo Sanitario Nazionale. Se ci pensate, 5 miliardi sono tanti, ma non sono una cifra folle, cioè non sono i 50, 70, 100 miliardi che servono per altri settori. Stiamo parlando di una spesa che non deve essere neanche fatta tutto subito, ma che bisogna riuscire a programmare nei prossimi 2 o 3 anni per affrontare queste emergenze prima che divengano totalmente travolgenti per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. E quindi da questo punto di vista io penso che questa sia la battaglia delle battaglie, cioè quella che noi dobbiamo fare con tutti noi stessi, non solo per salvaguardare la popolazione anziana, ma per dare diciamo, la dignità della cittadinanza di questo Paese a tutti i nostri cittadini e quelli che vi risiedono, perché se non c'è salute non c'è nulla e il Covid dovrebbe avercelo proprio insegnato. Purtroppo abbiamo una memoria corta, tendiamo a rimuovere, facciamo un'azione di rimozione, non si vuole parlare dei virus, non si vuole parlare del Covid, non si vuole parlare dei vaccini e non si vuole parlare di sanità. Quando invece le diseguaglianze di salute sono aumentate, aumenteranno ancora di più per i fattori che vi ho detto e l'aumento delle malattie dovute a 2 anni di perdita di prevenzione, 2 anni, milioni di persone non hanno fatto prevenzione, non hanno fatto test diagnostici, non hanno fatto gli screening programmati, sta comportando un aumento della domanda di salute e un aumento ad alta specializzazione. Quindi è il momento di rimboccarsi le maniche, di non darsi per vinti e di combattere per tenere in piedi il nostro servizio. Beatrice? Giacomo, io ti devo salutare, Sì. Mi dispiace che ho detto tantissime cose senza slide, spero di essere stata chiara e comunque mi impegno a mandarvele. Sì, assolutamente, poi noi le metteremo a disposizione di tutti quanti dopo anche sui nostri canali social, sul sito eccetera. Intanto buon lavoro e grazie ancora di cuore. No, grazie a voi e dobbiamo aumentare i medici in Veneto, mi sembra evidente, no? Non so dove. Grazie. Grazie di cuore a te, buon lavoro. Bene, dopo un'introduzione di tipo generale da parte della senatrice Lorenzini, diamo subito la parola per recuperare un po' di tempo ad Andrea Zanoni per quanto riguarda l'inquadramento del problema nella nostra regione. È stato commissionato da parte dei consiglieri regionali del Partito Democratico uno studio che è molto interessante e che poi Andrea Zanoni ha portato in un opuscoletto che vi verrà anche consegnato. Prego. Buonasera a tutti, grazie al Circolo di Mogliano per aver organizzato questa conferenza molto importante perché è un tema di estrema attualità e lo vedremo anche dai dati, da quello che emerge in questo studio che abbiamo voluto fare come gruppo consigliare sulla questione proprio dei medici di famiglia, dei medici di base, sulla loro carenza, sul perché e su quello che bisognerebbe fare. Ecco, questa sera io ho portato delle slide
per questa presentazione, una presentazione che dopo come gruppo consigliare abbiamo messo anche in un piccolo opuscolo che è questo qui, che vi daremo alla fine. Io ho portato un bel po' di copie, anzi se volete prenderne più di qualcuno ne abbiamo molte a disposizione, ormai è un altro scatolone anche in macchina. E eccolo qua. Allora magari mi metto in piedi così con l'altro microfono. Mi sentite? Sì. Ottimo, molto bene. Allora, è uno studio che abbiamo commissionato a degli esperti in raccolta e elaborazione dati, e con i quali abbiamo passato anche diverso tempo, perché per trasporre questi dati, puri numeri, in grafici abbiamo dovuto fare anche delle scelte, abbiamo dovuto fare in qualche modo sintesi, e poi abbiamo voluto metterli in modo tale da poter vedere l'andamento nel tempo, la suddivisione in Veneto, e anche per quanto riguarda l'età dei medici, ma anche della nostra popolazione, raggruppare in fasce di età questi dati. Ci ha dato una mano appunto il dottor Dalprà, e abbiamo passato circa 2 o 3 mesi di confronti, e poi siamo arrivati a questa sintesi che a mio avviso dà dei numeri importanti e significativi, e ci mostra che è un problema che aumenterà nel tempo e che assolutamente dobbiamo affrontare. Questo è un grafico, vedete, che mostra il confronto tra i vari paesi dell'Unione Europea per quanto riguarda il numero di medici di famiglia ogni 100.000 abitanti. Vedete che al primo posto, la barra blu in alto, è il Portogallo, è quello che ne ha più di tutti, 274, e poi l'Italia ne ha 70,2. Vedete, siamo abbastanza bassi come posizione, siamo al 17° posto tra i paesi dell'Europa. L'Italia ha un valore nettamente più basso sia rispetto alla Spagna, che ne fa 91 medici ogni 100.000 abitanti, che alla Francia, che ne fa 85, noi siamo a 70, quindi vedete già come dato in partenza non siamo messi bene, e questo è un valore del 2020, quindi sono già 3 anni fa. Andiamo pure avanti. Questo invece è il numero dei pazienti e degli assistiti per ogni medico di famiglia, e ci mostra la situazione a livello italiano. Quindi sono le regioni queste che vedete. Al primo posto abbiamo 1454 pazienti, questo è invece va letto in senso contrario a quello di prima. Chi è al primo posto qua è chi ha più difficoltà, nel senso che, pensate, un medico deve assistere 1454 in Trentino Alto Adige pazienti. Prima della pandemia da Covid-19 il Veneto risultava essere terzo in Italia con una media di 1365 pazienti, siamo terzi, più 141 rispetto alla media nazionale. I primi in classifica sono i peggiori, avete capito, perché vuol dire che un medico deve avere più assistiti. La media nazionale, la vedete, è quella verde, 1224 pazienti. Andiamo avanti. Questi sono i medici di medicina generale totali e suddivisi per fasce d'età. In Veneto sono 2973 e vedete le prime fasce, quelle blu, si riferiscono a fasce di età che vanno, la prima da 25 a 34 anni, seconda 35-44, la terza 45-54 anni, e vedete che le cifre sono piuttosto basse. Passiamo la fascia dai 55 ai 64 anni, vedete abbiamo 1211 medici, quindi la maggior parte, e poi 65-68 anni 656. Quindi quelli che superano i 55 anni
rappresentano il 37%, mentre quelli sotto i 35 anni sono il 37%, mentre quelli sopra sono il 62%. Questo vuol dire che la maggior parte dei medici che abbiamo sono prossimi al pensionamento, devono essere sostituiti. Andiamo avanti. Questi erano dati del 2021, questi sono dati ancora del 2021 e qui vediamo la suddivisione per provincia. La situazione è abbastanza simile tra province, anche se Rovigo e Belluno sono quelle che hanno i medici che di media hanno un'età maggiore degli altri, però con differenze non molto sostanziali. Allora, come va letto sto grafico? A sinistra vedete ci sono le città, prima c'è Vicenza, poi c'è Treviso, Venezia e così via, poi c'è anche il Veneto, il dato medio. I colori, il primo colore, vedete, andiamo pure alla seconda riga, Treviso. Il primo colore sono i medici che vanno da 25 a 34 anni, 12%. Poi in azzurro abbiamo i medici che vanno da 35 a 44 anni, in viola quelli che vanno da 45 a 54 anni, in rosso, marroncino, marrone, rosso, 45% e sono quelli dai 55 ai 64 anni, e poi alla fine il grigio, blu, azzurro scuro dai 65 ai 68 anni. Quindi vedete, tutto quel grigio che vedete sulla destra sono quelli di maggiore età e pressappoco, con l'eccezione di queste ultime due province, Belluno e Rovigo, siamo attorno al 22%, questa è la media regionale. Andiamo avanti. Questi sono i medici di medicina generale suddivisi, pensionandi nel periodo 2021-2035. Sono quelli che andranno in pensione stando ai calcoli attuali delle norme che prevedono appunto il pensionamento. Si stima che il totale dei medici di medicina generale pensionandi tra il 2021 e il 2035 sarà di 1921. 1921 è un numero veramente molto considerevole. Il picco verrà raggiunto nel 2023, quindi quest'anno, e nel 2024 con 184 e 179 pensionandi. Vedete? Questo è praticamente la terza barra che vedete, non so se si vede il numero della data, è il 2023 e sono 184. Quindi siamo proprio negli anni in cui c'è il maggior numero di medici che vanno in pensione. Il picco verrà raggiunto nel 2023-2024 e dal 2023 al 2030 si prevede un valore costante sopra le 130 unità. Quindi nei prossimi anni, fino al 2030, abbiamo 130 medici che vanno in pensione e che devono essere sostituiti. Ecco, forse così si vede ancora meglio. Andiamo alla prossima. Questo è un altro grafico che mostra i medici di medicina generale pensionandi per provincia. Andiamo direttamente a vedere Treviso. Treviso è la quarta riga, vedete, eccolo lì, dove c'è la freccetta. E abbiamo che i medici di medicina generale sono 504 a Treviso. Di questi 504, tra il 21 e il 23, quindi se ne stanno già andando, sono 72. Quelli che andranno in pensione dal 21, quindi cominciamo sempre dal 21 al 35, saranno 340. E praticamente i pensionandi dal 2021 al 2023 sono il 14%, mentre quelli entro il 2035 il 67,5%. Cosa vuol dire questo? Che facendo una proiezione nei prossimi 10-12 anni abbiamo che praticamente quasi 3/4 dei medici andranno in pensione. Quindi è un campanello di allarme molto importante questo, perché bisogna che chi ha in mano la gestione della sanità, ovvero la regione Veneto, che ha appunto
praticamente tutti gli strumenti, fa il piano sociosanitario, fa tutta la programmazione sanitaria e così via, deve provvedere, quindi deve pianificare. Andiamo avanti. Questo è un altro tema molto importante. Prima, se vi ricordate, la Lorenzin, giustamente, l'onorevole Lorenzin, ricordava che spesso le autorità regionali dicono che il problema, la mancanza dei medici è il tetto, la chiusura fissata per le assunzioni dal 2006. In realtà una variabile importantissima è quella delle borse di studio e quella delle specializzazioni, e questa è la tabella che mette a confronto le varie regioni d'Italia in merito alle specializzazioni, e vediamo che cosa abbiamo scoperto raccogliendo tutti questi dati, mettendoli in fila e mettendoli a confronto tra le varie regioni. Nel periodo 2014-2021 in Veneto sono state messe a bando 810 borse di formazione per i medici di medicina generale. Il Piemonte e l'Emilia Romagna, che hanno, pensate, 500.000 di abitanti meno del Veneto, hanno messo a bando nello stesso periodo 1082 borse e 903 borse, quindi molte più di noi che abbiamo più abitanti. Mentre la Toscana, con circa 1.200.000 abitanti in meno, ha messo a disposizione 97 borse più del Veneto. Per il numero di borse di formazione ogni 1000 abitanti, il Veneto si posiziona all'ultimo posto. Abbiamo adottato questo parametro perché era giusto proporzionale, vedere che cosa succede in proporzione agli abitanti, e noi siamo gli ultimi. Quindi il Veneto non ha investito in borse di studio nei medici di medicina generale. Dopo, se resta del tempo e se interessa a qualcuno, vorrei anche darvi qualche dato sui soldi che invece la Regione trova per altre questioni che non interessano di norma ai cittadini, e ne trova a palate. Abbiamo approvato il bilancio giusto qua il 15 dicembre, giusto un mese fa, e vi assicuro che su ciò che interessa soprattutto al nostro governatore di soldi se ne trovano, e anche troppi, diciamo noi. Andiamo avanti. Zone carenti per ULS e per provincia. Qui vediamo le zone carenti. Le zone carenti in realtà sono i medici di medicina generale che mancano, il sottoorganico, insomma. E per quanto riguarda Treviso, i medici che mancano in pratica per coprire tutte le zone come previsto dal piano sanitario sono 74. Quindi la provincia, anche se la provincia col maggior numero di zone carenti è Verona con 142. Qui questa sera abbiamo un rappresentante della CGIL che viene proprio da Verona, e poi si spiegherà anche perché. Quindi c'è chi è messo peggio. Comunque non dovremmo avere zone carenti. Se la sanità regionale funzionasse, le zone carenti, se ci fosse pianificazione, le zone carenti non dovrebbero esserci. Andiamo avanti. Qui apriamo un'altra questione. Finora questo nostro approfondimento, questo nostro studio si è occupato dei medici, di quanti medici ci sono, di quando andranno in pensione, di quanti ne mancano. Ma andiamo a vedere anche un altro fattore molto importante. Che cosa accadrà alla popolazione del Veneto nei prossimi anni? Dal 2001 al 2021 il numero degli abitanti del Veneto è cresciuto passando da 4 milioni e mezzo a 4 milioni e 800.000 circa erotti. Al contrario, nei prossimi anni si prevede una diminuzione del totale dei residenti che arriverà ad essere poco più di 4,7 milioni nel 2041. In particolare, la popolazione che ha più di 15 anni avrà un saldo negativo di circa 36.000 unità, mentre chi ha più di 65 anni aumenteranno di 449.000, con un conseguente incremento della domanda di cura di assistenza primaria. Qui c'è una tabella, adesso
potremmo andare a vedere i numeri anche singolarmente, non abbiamo molto tempo. In questo opuscolo che abbiamo stampato ci sono tutti e casomai se qualcuno vuole approfondire li trova qui. Andiamo pure avanti. Ecco, anche questo è molto importante. Questo sono dati confrontati del 2001-2021 e una previsione fatta per il 2041. La distribuzione percentuale della popolazione residente per fascia d'età. Nel 2001 la percentuale di residenti in Veneto con più di 75 anni era pari all'8,4%. Praticamente è la barra di sinistra, i colori in alto azzurro. Vedete, quella è la fetta relativa a chi aveva più di 75 anni. 20 anni dopo, nel 2021, questa è salita al 12,3%, quindi abbiamo una popolazione che invecchia, cioè quella fascia di età aumenta. Nel 2041, queste sono le previsioni, considerando il tasso di mortalità e tanti altri fattori, il dato percentuale aumenterà ancora arrivando al 17,7%. Ad aumentare sarà anche la fascia dei 65-74 anni, quella viola, vedete, che passerà dal 9,9 all'11,5, ma passerà in proiezione al 16%. Quindi chi ha più di 65 anni, ovvero le persone che si rivolgono maggiormente al medico, in soli 40 anni passeranno dal 18,3 al 33,7. Questa è la somma dell'azzurro più il viola, quindi passiamo da un 18,3 al 33,7. Si tratta di un cambiamento demografico della popolazione, dell'età della popolazione, che avrà conseguenze in diversi ambiti sanitari e sicuramente nella richiesta di prestazioni di medicina generale. Quindi questo dato che vede noi veneti invecchiare, non solo ci porterà ad avere più bisogno del medico, dopo vediamo anche, ci sono anche qui dati là quante volte andiamo dal medico eccetera, ma avremo più bisogno di assistenza medica e anche specialistica, le famose visite specialistiche. Io credo, guardate, che considerando quello che sta accadendo, considerando i centri di medicina che stanno aprendo, ne aprono uno a settimana ormai in Veneto, forse anche di più, ci sia un disegno proprio per un po' alla volta smantellare il servizio sanitario regionale e nazionale. C'è un disegno terribile. Adesso abbiamo le liste di attesa. Io mi ricordo fino a qualche estate fa, Zaia in agosto non aveva niente altro da dichiarare, diceva io farò una serie di robe, non ci saranno più le liste di attesa. Non so se vi ricordate, aveva iniziato, apriremo anche di notte, tutta una serie di promesse mai mantenute, e le liste di attesa sappiamo come sono andate a finire, sempre peggio e naturalmente tutto a vantaggio, sapete di chi, insomma, del servizio privato, medico privato. Andiamo avanti. Percentuale di ricorso al medico di medicina generale per fasce d'età. Ecco qua abbiamo le nostre 4 solite fasce di età, dai più giovani a sinistra ai più anziani a destra, e qui è chiaro chi si rivolge di più al medico. I dati rilevati sul ricorso al medico di famiglia per fascia di età mostrano con chiarezza come all'aumentare dell'età aumentano anche gli accessi al servizio. Nei 12 mesi precedenti all'intervista si è rivolto al medico di famiglia il 90% di quelli che hanno più di 75 anni. Quindi praticamente, tranne un 10% tutti vanno dal medico. La percentuale scende al 67% nella fascia 15-34, ben 22 punti di percentuale di differenza. Quindi capite che i giovani naturalmente vanno molto meno dal medico. Però se pensiamo alla tabella di prima, in proiezione di medici addirittura ce ne serviranno di più di quelli previsti, proprio perché c'è questa richiesta di una popolazione sempre più anziana che è molto più alta rispetto ai giovani. Andiamo avanti. Persone che nell'arco di un anno si rivolgono al medico di medicina generale suddivise per fasce d'età.
Allora, le previsioni indicano che la popolazione con più di 15 anni, tra il 2021 e il 2041, resterà sostanzialmente stabile. Vedete, quella giù, quell'azzurro chiaro, insomma. All'interno della grande fascia degli over 15 diminuirà, praticamente ci sarà, allora, all'interno della grande fascia over 15, sopra i 15 anni, diminuirà di circa 370.000 unità la fascia dei 15-64 anni, ma aumenterà ancora di più la fascia con più di 65 anni. Vedete il viola e il verde della terza barra, che è il 2041, quello che accadrà più avanti, guardate che proporzioni rispetto a quelli che erano nel 2001. Quindi questo ci dice che c'è sempre più bisogno del medico di famiglia e praticamente questa fascia passerà da 1.029.000 attuali a 1.400.000. Avete capito? Quindi dal 21, da adesso diciamo, al 2041 abbiamo un aumento veramente molto importante di 400.000, quasi mezzo milione di veneti. Avete capito? Andiamo avanti. E questo è un dato in valore assoluto. Vediamo che in tutte adesso se andiamo a vedere il 2021, al di là delle fasce abbiamo 3.300.000 e 3.311.000 persone che si rivolgono al medico. Nel 2041 in assoluto aumentano e arriviamo a 3.300.000. Andiamo avanti, 346.000, scusate. Questa è la percentuale della popolazione che si rivolge al medico di famiglia sul totale della popolazione residente con più di 15 anni. Vedete che anche se c'è una diminuzione di popolazione anziana, perché molti purtroppo passano, come si dice, a miglior vita, in ogni caso il boom demografico degli anni 60, per dirla tutta, ci porterà comunque ad avere un aumento delle persone che avranno bisogno del medico. Andiamo avanti. E qui ci sono le percentuali per fasce d'età e numero di contatti con il medico di medicina generale nelle 4 settimane precedenti all'intervista. Allora, nel primo blocchetto di barre c'è chi non va mai, 0 volte. La fascia d'età over 65 si conferma quella che più volte contatta il proprio medico di famiglia. Se voi vedete la fascia viola, vedete? Nel primo blocchetto nessuno va e abbiamo chi di quella fascia non va mai, 30,3. Se andiamo a vedere almeno una volta abbiamo il viola, vedete di qua, sulla seconda, eccolo qua, 44. Chi va 2 volte, vedete, chi va 2 volte nel terzo blocchetto, qui, vedete che sono quelli che hanno una maggior età. E la stessa cosa chi va 3 volte o più. Ecco, qui questo grafico spiega anche che quando si va dal medico, si è in sala d'attesa, ci si rende conto che sono gli anziani che hanno una certa età che sono sempre costantemente presenti dal medico. Guardate, ci sono poi anche adesso un'altra serie di grafici, tutti che approfondiscono nelle varie sfumature, sfaccettature questo dato. Adesso li scorriamo molto velocemente perché andiamo pure avanti. È l'ultimo questo. Andiamo pure avanti. Numero contatti, anche questo l'abbiamo è in valore assoluto, andiamo pure avanti. Ancora, abbiamo finito, ecco qua. No, va pure avanti, che ci sono le proposte. Bene, quali sono le proposte che come gruppo consigliare facciamo? In particolare noi abbiamo anche come gruppo consigliare la vicepresidenza della Commissione Sanità, la collega Anna Maria Bigon di Verona, e con lei abbiamo approfondito anche quelle che sono le proposte che noi faremo. Alcune proposte le ha fatte, erano chiare, di competenza dello Stato, prima l'onorevole Lorenzin, quindi ci vuole sostegno ai medici di medicina generale, quindi anche con personale di segreteria infermieristico e locali per ambulatori,
Oggigiorno, e ce ne siamo resi conto anche con la pandemia del Covid, i medici svolgono molto del loro lavoro dedicato alle pratiche, diciamo così, alla burocrazia, ecco, quindi avere o anche a questioni che potrebbero essere delegate, quindi avere personale di segreteria infermieristico aiuterebbe sicuramente. Qui si potrebbe aprire anche una parentesi sugli infermieri. In Italia mancano 60.000 infermieri, lo ricordava prima anche la Lorenzin, che la questione infermieri è un'altra questione. E poi attivazioni di medicine di gruppo integrate e micro team. Inoltre incentivi ai medici che lavorano, scelgono di lavorare in aree disagiate. Lorenzin prima ricordava come il Veneto sia una delle regioni che paga meno i medici, e noi proponiamo almeno quelli in aree disagiate è giusto riconoscere un compenso adeguato. Aree disagiate, mi viene in mente l'area pedemontana, la provincia di Belluno, tutte le aree della pedemontana, aree tipo quelle del Polesine. Poi andiamo pure avanti, raggiungimento dei massimali di assistiti in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario al superamento della fase emergenziale. Cioè devono arrivare i nuovi medici, devono arrivare altri medici, dobbiamo raggiungere gli organici corretti. Andiamo avanti, telemedicina e ammodernamento tecnologico, naturalmente quando ciò è possibile e fattibile, perché non sempre è possibile, e l'ammodernamento tecnologico invece quello si può fare sempre. Andiamo pure avanti, adeguato numero di borse per la formazione dei medici di medicina generale, almeno 600 nei prossimi 2 anni, 1200 nei prossimi 5. Quindi capite, la regione può avere un ruolo importantissimo per prepararsi a quella che sarà la situazione degli anni a venire, con tanti medici che vanno in pensione e una popolazione di veneti che invece in maniera considerevole, sempre più numerosa per quanto riguarda le fasce di età più anziane. Maggiore attrattività della professione di medici in medicina generale, specializzazione universitaria e possibilità di carriera. E attivazione delle case di comunità e riorganizzazione del sistema delle cure primarie. Ecco, queste sono le nostre proposte. Adesso io direi che possiamo anche concludere questa presentazione. Se dopo avete non so, delle domande, delle curiosità anche sui fondi, perché è tutto lì il problema, è dove utilizzare i fondi che arrivano dallo Stato e in realtà i fondi dei cittadini del Veneto. Sicuramente la situazione può essere migliorata. Il nostro lavoro lo abbiamo fatto proprio per dimostrare come la situazione sia di emergenza e come una regione vicina ai cittadini e attenta alla loro salute, che non pensi troppo naturalmente a tutto il settore della medicina privata, può fare per i propri cittadini. Grazie. Molto interessante, e sarebbe anche interessante poi nel prossimo futuro poterlo estendere alla realtà delle liste d'attesa. Non si sente niente. Pronto? Sente? Io poi, scusi, volevo fare una domanda. Volentieri, ma la discussione la rimandiamo, cioè, alla fine. Volentieri. E stavo dicendo, metodo interessante che potremmo nel futuro anche allargare sulle liste d'attesa e la realtà del pronto soccorso. Abbiamo visto con la senatrice Lorenzin la situazione a livello nazionale. L'intervento di Andrea Zanoni ha messo ben in luce la realtà del Veneto e poi anche a livello provinciale, ma restano 2 dati vorrei presentare per quanto riguarda a Mogliano. Come va? Se prendi le diapositive, soltanto per dire 2 concetti, visto anche il tempo tiranno. Uno è che, per quanto puoi andare avanti,
La realtà di Mogliano, noi abbiamo 21 medici di medicina generale comprendenti 4 pediatri. Non abbiamo al momento delle zone carenti. Questa è la suddivisione per età, poi andare avanti, e il confronto, ecco, questo è il dato che volevo presentarvi importante. Il confronto con il dato dei medici di medicina generale del Veneto e la realtà per quanto riguarda l'età dei medici di medicina di Mogliano invece per quanto riguarda, sono dati che ho estrapolato dal portale della sanità della Regione Veneto. Ecco, e l'altro dato, sempre mimando l'organizzazione della presentazione di Andrea Zanoni, per quanto riguarda la domanda da parte della popolazione di Mogliano. Bene, la questione, il dato che vorrei segnalarvi, che probabilmente è già a vostra conoscenza, ma è importante per l'analisi dei bisogni, puoi andare avanti Giacomo, prendo l'ultimo dato in percentuale, no, poi torno indietro, ecco, è questo. Avanti, perfetto. Volevo segnalarvi che rispetto all'età del Veneto, a Mogliano la nostra popolazione è un po' più anziana che nel resto del Veneto. Grazie. Darei subito la parola a Sonia Tedesco. È il buio. No, adesso Arriva lì, arriva la luce. Dai, un po' di luce, va bene. Allora, intanto grazie per l'invito, spero di non deludere la platea dopo questi prestigiosi interventi. Io cercherò di essere un po' più Vicino al microfono. semplice, ecco, nel senso proprio di una chiacchierata, ecco, di una chiacchierata. Allora, abbiamo sentito dalla senatrice Lorenzin, mi ha rubato parecchie riflessioni, quindi cercherò, mi sentite? Avvicinare il microfono. Allora, mi sentite adesso? Ecco, la senatrice Lorenzin mi ha rubato parecchie riflessioni, no? Anche sul personale, visto che io faccio la sindacalista e quindi faccio sto mestiere. E quindi per non tediare nel ripetere sempre le stesse cose aggiungerò qualche elemento, ma anche qualche elemento di riflessione che forse aiuta anche a capire in che situazione oggi è il nostro servizio sanitario nazionale, no? E regionale anche di conseguenza. Allora, la prima riflessione è che forse poco pensiamo che questa straordinaria invenzione del nostro servizio sanitario nazionale è una delle invenzioni più fantastiche, mi viene da dire questa parola, che noi ci siamo conquistati, no? Con la 833. Perché dico questa cosa? La dico come premessa perché il nostro servizio nazionale nasce come un sistema di distribuzione di equità. E che cosa consiste questa equità fantastica? Che tutti i cittadini ricevono cure e assistenza in base ai bisogni che hanno e non al reddito che hanno. È una grandissima conquista che abbiamo portato a casa nel 78. Quindi se tu sei un povero ma sei malato di cancro, fai la chemioterapia che costa 40.000 euro al pari di un ricco che ha la stessa malattia. E come si sorregge questo sistema equo? Si sorregge con la fiscalità generale. Tutti pagano in base alle loro possibilità. Il povero darà poco, il ricco darà molto. Questo è il sistema che noi abbiamo costruito, sistema che nel tempo si è andato via via un po' sgretolando, perché come abbiamo sentito prima dalla senatrice, noi abbiamo regioni dove lo stesso livello di assistenza non è garantito. È garantita una cosa in una regione, non lo è garantita la stessa cosa nell'altra regione, per 1000 fattori che adesso non guardiamo, però il sistema da come è nato si sta sgretolando. E allora io condivido che questa sia la battaglia delle battaglie, ancora più dei salari, perché qui ci giochiamo
l'equità, il diritto all'equità. E quindi questo deve far smuovere le coscienze e anche l'energia di tutti, e questa sala questa sera lo dimostra. Poi aggiungo che però è molto difficile per i cittadini e per tutti noi capire il sistema o capire che cosa sarebbe giusto fare. E non è solo un problema di definanziamento, come diceva la senatrice, adesso io non ripeto i miliardi che sono stati sottratti negli ultimi 20 anni, tirano la trapela, solo pochi 2 miliardi sono stati messi nel 2022, no? Giusto per coprire i costi energetici. Questo definanziamento ha portato a una crisi che, se non viene fermata, produrrà la morte di questo nostro Servizio Sanitario Nazionale. Il definanziamento però non è l'unico problema che noi abbiamo, perché abbiamo un problema di assetto organizzativo. Ne facevo 2 parole prima con la pediatra che poi interverrà dopo di me, la vostra pediatra della cittadina. È un problema di assetto organizzativo, cioè io che sono sul tavolo regionale, seguo i medici dipendenti, per qualche anno ho seguito anche la medicina generale, non si parlano, ognuno è nel suo mondo, ognuno ha strutturato il suo settore, quindi il territorio, le proprietà della medicina generale, l'ospedale, le proprietà dei dipendenti, ognuno fa il suo, nessuno si parla, e la conseguenza di ciò, inefficienze, mancate prese in carico decenti, chiamiamole così, inappropriatezza e disfunzioni per le persone. Allora, il problema dell'assetto organizzativo, che è stato un po' affrontato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma però al momento è tutto bloccato, vede nascere questo nuovo modello, le case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative, le COT, che dovrebbero mettere in interconnessione e coordinamento ospedale, medico, mettere tutti in coordinamento sulla base dei bisogni che hanno i cittadini per orientarli, per rispondere ai loro bisogni. Questa roba qua, che ha anche delle tempistiche molto strette per essere realizzato, perché lì ci giochiamo 7 miliardi su sta roba, è tutto fermo. Sono state individuate anche in Veneto le case di comunità, noi ne abbiamo 99 individuate che corrispondono per lo più alle medicine di gruppo integrate. Abbiamo una 70, 77 mi sembra ospedali di comunità, cioè abbiamo tutto il pacchetto individuato sulla carta, però fermo nel cassetto del ministro abbiamo il tema della medicina generale che nessuno riesce ad affrontare. Le regioni, stufe di non riuscire a lavorare questi medici di base, così dicono loro, no? La mettono giù così, la Commissione Salute delle regioni ha fatto una proposta molto articolata che prevede che i medici di medicina generale passino alla dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale. Questa loro la vedono come una soluzione organizzativa per riuscire a dialogare. Ovviamente la medicina generale non è d'accordo. Il ministro, allora Speranza, parliamo prima delle elezioni, ha trovato la solita via del mezzo lì per far contenti un po' tutti, prevedendo che i medici di medicina generale continuino col rapporto convenzionale, però arrivino a svolgere 38 ore settimanali anche loro come dipendenti,
strutturate con una parte ambulatoriale e una parte all'interno delle case di comunità. Questa proposta qui è là nel cassetto, sembra che questo governo non sia d'accordo su questa proposta, però non ce n'è un'altra, e nel frattempo stanno per scadere i termini per la partenza, diciamo, del progetto delle case di comunità, e ad oggi non sappiamo ancora chi ci andrà a lavorare. Un po' perché non è risolta la questione di medicina generale, un po' perché, come diceva, e senza ripetere la Lorenzin, siamo nel disastro totale rispetto ai dipendenti. Se qui ho visto i dati, ma penso che sembrava che la Bigon dicesse che c'è uno studio in corso anche sul personale dipendente, su come siamo messi con i dipendenti in Veneto, e vi assicuro, io ho la pelle d'oca tutte le mattine che mi alzo, perché non esiste giorno che non ricevo una telefonata, lavoratori, infermieri, medici, che danno le dimissioni e se ne vanno. Se ne vanno non solo per un problema economico, anche per quelli, ma se ne vanno perché ormai le condizioni di lavoro sono pesanti, sono difficili, non si riesce più a conciliare la vita, ecco. Turni, chiamate in servizio, manca il collega, torna a lavorare, cioè è diventata l'impossibilità di conciliare la vita personale, la famiglia, e questo fa, diciamo, risponde anche a un percorso di svalorizzazione generale del lavoro e del lavoratore che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni. Il lavoratore non ha più dignità, nessun posto di lavoro, nei medici di medicina generale, nei dipendenti, è un problema generale. Fuggono, si aprono la partita IVA, lavorano da privati perché riescono a conciliare la vita personale, la famiglia, lo stipendio che è un po' più alto se se lo gestiscono come liberi professionisti, in questo momento anche di carenza, cioè sul mercato riescono anche a valere un po' di più. Quindi il quadro generale, il Veneto ha fatto delle scelte, avete visto, ha innalzato anche per la medicina generale i massimali, li ha portati a 1800, ha messo in pista diciamo, i medici in formazione, no? Quelli del corso regionale, anche qui, cioè, 2 parole, bisogna che riusciamo a farle. Ho visto nella proposta l'idea che diventi un percorso universitario, io credo che questo sia tempo che succeda, perché la formazione regionale ha ulteriormente isolato la medicina generale, ma ha isolato anche l'università. Cioè, se voi parlate con qualsiasi docente ai corsi di medicina, non sa niente del territorio, non sa niente, ma niente, zero. Sa solo del pancreas, dell'intervento, quello che succede sul territorio non esiste. E allora come può essere che possa funzionare il sistema se non si parla? E allora uno dei motivi per cui anche la formazione deve diventare universitaria è perché fatta nello stesso luogo forse si parla, forse. E qui sta anche un tema di caste, di lobby, chiuse su se stesse, tutte, no una, tutte, che forse va un po' scassato, ecco, va un po' scassata questa roba e va ripresa una modalità di dialogo e di interprofessionalità che fa crescere sia i professionisti ma anche dà una risposta più seria ai cittadini. Allora io nel 2016-17 ho litigato anche un po' con la mia organizzazione perché ero d'accordo con quello che proponeva la Lorenzin al tempo, vi ricordate? Per riuscire
a dare un giro a sto territorio, sta sanità territoriale, aveva proposto che la guardia medica, la continuità assistenziale che abbiamo, da mezzanotte alle 8 del mattino, se vi ricordate, fosse accentrata, no? E che, siccome abbiamo visto che statisticamente da mezzanotte alle 8 del mattino i cittadini non vanno alla guardia medica, cioè se hanno un problema vanno al pronto soccorso, non vanno. Era un po' uno spreco, e io condividevo, era un po' uno spreco tenere lì tutta sta gente, fa niente, ma anche deprofessionalizzante per loro. E sono tutti medici bravi, giovani, con voglia di lavorare, con voglia di imparare, con voglia di fare esperienza, però se non li metti nelle condizioni di fare queste esperienze si deprofessionalizzano, si demoralizzano, cioè diventano burocrati. Allora l'idea di riuscire a ragionare su questa continuità assistenziale, su come, perché medici ce ne sono, cioè guardate che mancano i medici di medicina generale, ma se noi li mettiamo tutti assieme, specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, la continuità assistenziale, sono pochissimi, e che sono tutti disorganizzati, cioè sono mal gestiti. Allora forse una pensata su come riorganizzare il sistema forse andrebbe fatta. Ecco, io vedo tantissime cose che non vanno. Io vi faccio solo un esempio, due ve ne faccio. Allora, io ho un figlio, ha avuto il varicocele, no, doveva essere operato. È andato a farsi la visita dallo specialista al distretto, che ha fatto l'impegnativa per l'intervento chirurgico. Siamo andati per prenotare l'intervento chirurgico all'ospedale e l'ospedale aveva detto no, devo vederlo io per decidere se ha bisogno dell'intervento. Quindi abbiamo dovuto pagare 2 visite specialistiche per poter accedere all'intervento. Allora vado dal direttore generale della MEULS, perché ho quel mestiere qua, e gli dicono scusa, che li ha organizzati questi sumaisti qua, la gente, cioè se può trovare fuori un sistema intanto per non far pagare 2 volte il cittadino, no, perché devi pagare 2 ticket? E dopo per efficientare il sistema, perché dovremmo fare la stessa cosa, due specialisti devono fare la stessa cosa, cioè proviamo a vedere come ma su Maestri non si può fare niente. Vabbè, e torniamo al discorso di prima, no? Cioè che sono sistemi chiusi che non si può trovare. Ecco. Può piacere o non piacere, per a noi della CGIL una proposta l'abbiamo fatta, adesso so che magari c'è qualche medico di medicina generale che tira dietro una sedia. Noi abbiamo una proposta che è quella che poi hanno abbracciato anche tutte le regioni, che è quella della dipendenza dei medici di medicina generale. Non piace ovviamente ai medici di medicina generale che loro, anzi non a tutti perché noi ne abbiamo tanti che condividerebbero questa cosa, però insomma la maggioranza continua a pensare che il rapporto di convenzione sia un rapporto migliore. Ecco, noi pensiamo che la dipendenza possa risolvere tutti questi problemi di comunicazione, cioè di difficoltà a comunicare, e che possa risolvere non tutti ma qualche problema. Il secondo esempio che volevo farvi è questo. Allora io seguo una grossa IPAB a Verona con 500 posti letto. Nel 2014 mi è venuto l'idea di sentire i 3 direttori generali delle 3 ULSS che avevo al tempo, poi si sono unificate. Ho detto ascolta, proviamo a fare un'indagine qua, guardiamo quanti accessi al pronto soccorso abbiamo da parte di Stile e Pieti nelle case di riposo di Verona, che sono 78. Non si può fare questa ricerca qua. Perché non si può? Perché non sono codificate, cioè non abbiamo il codice che vieni dalla casa di riposo quando vai in pronto soccorso.
Allora pensa che te ripensa, allora mi è venuto l'idea, ho detto facciamo la ricerca sulla base della via. Siccome la casa di riposo è in una via, cerchiamo l'accesso al pronto soccorso impostando la via di residenza. E quindi facendo questo lavoro qua abbiamo trovato quanti accessi al pronto soccorso dalle case di riposo c'erano. Adesso i numeri non li ho a mente perché ci avevo pensato stamattina di portarli via per farvi questo esempio, mi è venuto qua, ma migliaia. Sti vecchietti presi dall'ambulanza, viene il familiare, deve lasciare il lavoro, portali al pronto soccorso con la barella, sta là ore ad aspettare di essere visitato, poi viene visitato, le patologie sono sempre quelle, occlusione intestinale, disidratazione, sempre le stesse robe, pochi dei trattamenti e via, torna in casa di riposo. Costi, i medici del pronto soccorso che mi chiamano incavolati perché tutti sti vecchietti che non c'entra niente col pronto soccorso, familiari incavolati che deve pagare l'ambulanza. E sapete perché? Perché noi abbiamo una struttura di case di riposo in Veneto che non parlano, sempre il solito discorso, con l'ospedale, cioè non ci sono protocolli, non abbiamo i medici, sapete che i medici di medicina generale dentro le case di riposo la notte non ci sono, la continuità assistenziale non viene, non entra nelle IPA e quindi è il collasso. Allora mi viene l'idea e ho detto senti, all'assessore, facciamo così, facciamo un progetto, proviamo a vedere se riusciamo ad inserire all'interno di queste strutture quelle piccole indagini che si possono fare per evitare il ricovero. Vediamo quanti ricoveri riusciamo ad abbattere, vediamo quanti costi riusciamo ad abbattere, metà ti ritieni tu, metà ti diamo alla casa di riposo. Cioè proviamo a sperimentare delle cose. No, perché? Perché non si può. Perché le case di riposo sono del territorio, proprietà del territorio, e l'ospedale è proprietà dell'ospedale. Non si può fare niente. Vabbè. Allora questo spiega perché il problema non è solo del definanziamento, il problema non è solo dei numeri di quanto personale mettiamo, ma il problema è come organizziamo anche questo personale che verrà, che bisogna cambiare completamente se vogliamo salvare il nostro servizio sanitario. Io mi fermerei anche qui perché vabbè, se poi c'è qualcos'altro da dire. Grazie. Le persone sono al centro del sistema sanitario nazionale, sia come operatori sia come utenti. Apriamo il dibattito e diamo, sì certo, dando la parola per prima a un intervento preordinato della dottoressa Luci. No, potevo stare in due. Buonasera. Grazie di avermi invitato. Non darò numeri, non dirò nulla, vi dico solo per chi mi conosce che non sono stata solo per 30 anni pediatra di famiglia, ma sono occupata a lungo di formazione dei miei colleghi, sia nel percorso obbligatorio regionale, sia in quello autonomo, e che grazie alla frequentazione di società scientifiche nazionali e internazionali ho avuto modo di vedere diversi modelli organizzativi, vedere come lavorano, come funzionano, perché sono stata in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Spagna, in Israele, ho visto sistemi diversi da noi, tutti hanno dei problemi, il nostro ne ha di più per motivi che già sono stati detti, quindi io non mi soffermerò. Certamente è stato un errore macroscopico e disastroso quello di non programmare non solo la medicina generale, ricordo che esistono i pediatri di famiglia, che sono stati programmati altrettanto male, quindi stiamo andando in pensione, stanno andando in pensione più giovani di me, anche loro numerosissimi, e quindi chiaramente abbiamo il problema dei pediatri di famiglia che mancano, che sono, devo dire, un fiore all'occhiello un po' del Servizio Sanitario Nazionale, perché siamo l'unico paese che si permette
gratuitamente di dare il pediatra a tutti, poveri e ricchi, come diceva la collega, cosa che nessun paese si permette tranne Stati Uniti e Israele, che usano però la medicina privata dove tutto si paga, e anche in Giordania si può andare dal pediatra quando si vuole, però pagando ogni volta per ogni visita. Quindi avevamo questo grande privilegio. L'errore macroscopico l'hanno fatto i politici, erano preavvisati. Dal 95 la Federazione Italiana Medici Pediatri avvisava che non sarebbero mancati i pediatri, nonostante tutto tutti sordi alle nostre cose. Ma quello che secondo me è mancato di più, e voglio riprendere alcune parole che ha detto signora che scusami di persone, la Sonia Todesco, che è appena intervenuta, è che non sono i sistemi organizzativi che fanno la qualità dei servizi, secondo me, o perlomeno possono anche essere sistemi organizzativi, ma ci sono degli altri aspetti di cui si sta tenendo poco conto in Italia, tantomeno in Regione Veneto, dove da oltre 12 anni non vengono finanziati corsi di formazione per la medicina generale, per la pediatria di famiglia, post service, perché non c'è solo la formazione prima di iniziare a lavorare. Il percorso di cure si sa erogare bene se si continua a formarsi tutta la vita. Se noi smettiamo di studiare il giorno che usciamo dalla specialità, la vita dei nostri pazienti può anche andare a farsi benedire. Quindi la formazione è uno dei grandi problemi. E l'altra cosa molto importante, ne parlerò ancora di più, l'altro problema molto importante è che non c'è stata proprio la volontà politica di mantenere la medicina del territorio dentro un sistema di cure in rete. E quindi riprendo ancora una cosa che ci siamo trovate molto in sintonia per alcune cose con la signora Todesco. Diciamo che non si è stati capaci assolutamente dal punto di vista delle amministrazioni, delle istituzioni, di capire che c'è una medicina che deve integrarsi, che deve riconoscere cioè saper curare, fare la prevenzione nel territorio, curare le acuzie, curare quelle che sono le malattie degenerative che le ha l'anziano. Ma guardate che siamo di fronte a una pandemia di bambini con disturbi del comportamento e dell'apprendimento che non richiedono antibiotici, non si curano con lo sciroppo come si faceva con le malattie, che era molto più facile curare i bambini 40 anni fa. Adesso i problemi sono molto più difficili, i bambini hanno problemi metabolici, hanno problemi cronici, e i medici pediatri che arrivano nel territorio non sono preparati, perché non è vero che l'università sa fare la formazione per chi andrà a lavorare nel territorio. L'università sa formare splendidi pediatri, qui parlo per la mia categoria, ma credo andrebbe bene anche per la medicina generale, splendidi pediatri ospedalieri. E vi dico, splendidi pediatri ospedalieri di secondo e terzo livello, quindi quelli di altissima specializzazione, che sanno rianimare, sanno fare tante cose, però quando arrivano nel territorio non sanno come affrontare i problemi che ci sono nel territorio, che sembrano banali, sono problemi seri, perché la vita delle persone è fatta, grazie a Dio, di 83 anni, 90 anni, di cui la gran parte è vissuta in salute. Contrariamente a quello che si crede, grazie a Dio si vive anche molto in salute, ma in questi periodi di salute, di assenza di malattia, si ha bisogno comunque di prevenzione, si ha bisogno di supporto. Ci sono tanti tipi di malattie nuove, si parla di transizione epidemiologica, per dire che sono diminuite le acuzie e sono aumentati i problemi neurodegenerativi, le malattie metaboliche, la malattia mentale, i disturbi psicoaffettivi, le malattie funzionali, tutte cose che si gestisce il medico del territorio, nella medicina generale per gli adulti, la medicina generale per i bambini che hanno anche loro tanti problemi di questo genere, i pediatri di famiglia. E quindi io penso che senza formazione non si possa fare assolutamente nulla, e seguo un filologico se non mi perdo. L'altro grande problema, sempre l'ha accennato la signora Todesco, è lavorare in rete. A lavorare in rete si impara nel periodo prima di iniziare il servizio. Se ci si mette nel territorio e nessuno ci ha mai parlato di quanto è importante lavorare in rete, di quanto è importante sapere che cosa fanno gli altri medici che intervengono sui nostri pazienti, sicuramente la qualità dell'assistenza che daremo non sarà buona. E in questo vi devo dire, non sono portata a difendere le categorie, e non voglio fare assolutamente
la difesa a priori della medicina del territorio, quindi di pediatri di famiglia e di medici di medicina generale, ma siamo sempre stati la Cenerentola del sistema sanitario nazionale in questo senso, immessi nel territorio, trascurati da tutti, ignorati dagli ospedalieri, non parliamo dell'università, spesso per poter intervenire sulla salute dei nostri pazienti quando li affidavamo all'ospedale dovevamo o imporci oppure nessuno si ricordava più che il medico. Quindi espropriare i pazienti come fanno i centri non è il modo di di creare la possibilità per il medico di medicina generale di lavorare in rete. E questa capacità di lavorare in rete, e si è capito anche nell'intervento di prima, bisogna svilupparla tutti, ma bisogna che ci aiutino a imparare a farlo e a mantenere questa capacità. L'altro grandissimo problema, ed è l'ultimo di cui vorrei parlare, è che la medicina è cambiata. Cioè, i problemi del servizio sanitario italiano sono dovuti anche al fatto che è cambiato il modo di vedere i pazienti. Negli ultimi 50 anni abbiamo spezzato i pazienti in infinite piccole discipline e specialità, per cui siamo arrivati al punto che c'è chi cura solo il ginocchio, chi cura un piede, la caviglia, chi si occupa della spalla, non parliamo poi di altri settori. Ma il problema vero è che gli esseri umani sono un'unità. Attaccati, sì, attaccati. E che, come dice un bellissimo articolo che è uscito nel New England Journal of Medicine, che è una delle più grandi riviste internazionali di medicina, dice: è tempo di rimettere i pazienti assieme. Quindi anche questa cosa, che le varie specialità sono così separate l'una dall'altra, che un paziente che ha un problema intestinale deve girare e ne ha anche uno alla spalla e poi magari per sfortuna c'ha un altro problema, deve andare in 5 centri diversi, e che se sei ricoverato in chirurgia generale per curarti un'infezione urinaria chiamano l'urologo, che è credo la vergogna maggiore. Questo succede anche da noi, o che se va dal medico generale poi deve andare a fare 5 visite specialistiche se ha 5 patologie. Questo è un altro dei grandi problemi, è un problema filosofico, culturale, che viene molto sviluppato in tutta la medicina, ma è il problema dei problemi nella medicina del territorio, dove il paziente deve essere visto come era visto prima, come una entità unica che ha diritto a un medico che si occupi di lui per tutti i suoi problemi, che tenga intero, almeno lui, almeno il medico di famiglia, tenga intero queste cose. Quindi il mio augurio in pratica è che non ci occupiamo solo del negativo, ma anche soprattutto del percorso formativo, che la regione e a livello nazionale si ripensi la formazione universitaria pre-service, quindi laurea e specialità, si ripensi in visione di quello che il medico andrà a fare nel territorio o in ospedale, quindi che ci sia un medico pronto a fare il medico in determinata maniera, anche per il fatto che è cambiato il modo sono cambiate le malattie, sono cambiati i bisogni, li abbiamo visti dai dati, sono cambiati gli approcci che dobbiamo dare a una persona. Possiamo far girare un anziano da 5 specialisti diversi perché assolutamente ognuno vede il suo pezzetto. E quindi direi, soprattutto ai miei colleghi, ma insomma io ormai sono vecchia e quindi la mia parte l'ho data, però a chi entra adesso nella professione direi soprattutto, farei un appello: ricordate che da noi vengono persone, non vengono pezzi separati, non vengono ginocchia, reni, spalle, polmoni, e che più terremo fede come medici di famiglia e come medici pediatri alla figura del medico che sa tenere insieme il paziente, più daremo cure efficaci e curanti, realmente curanti alle persone che vengono da noi e che hanno bisogno. C'è anche l'ultima parola, la vorrei dire ai pazienti, che nel termine più nobile, non in quello che devono essere pazienti perché li trattiamo male e poi sono pazienti, nel termine latino, che insomma persone che soffrono. Bisognerebbe che anche chi è dall'altra parte cominciasse a vedere un po' le difficoltà che ha un sistema così grande, che la richiesta di inutile, tra virgolette, di bisogni inutili diminuisse, che i medici fossero un pochino meno oberati da richieste che davvero non è possibile accontentare, perché se tutti facciamo un passo avanti nei confronti dei medici, da parte loro cercano di far meglio i medici, le organizzazioni politici, chissà che il Signore gli mandi un'illuminazione e smettano di mangiarsi i soldi in altre cose e li investano in quello che ci serve. I pazienti mettono un pochettino più di buona volontà a capire che tutti i servizi, proprio tutti al momento non li possiamo avere, magari riusciamo anche
ad ovviare a tutti gli errori macroscopici che in questo periodo sono stati fatti. Scusate, forse non è un intervento. Dibattito, domande, per favore precisate anche a chi. Prego. C'era anche la signora subito dopo che aveva chiesto. Ha già risposto? Meglio così. Sì, no, approfitto proprio dell'intervento. Mi chiamo Carla Xodo, sono una moglianese e sono una docente universitaria in pensione. Allora, io mi sono occupata sempre di pedagogia, questa era la mia materia che ho insegnato, e ho lavorato molto anche con i medici. Proprio l'intervento della dottoressa Murgia mi offre il destro per dire che dopo tutto quello che ho ascoltato, e sono d'accordo con molte cose che sono state dette, vi è una questione secondo me che deve essere, invece che entrare in questo quadro che abbiamo cercato di tracciare, che riguarda i medici certamente di base, ma riguarda la medicina in generale. Riguarda quindi anche le specialità e tutte le altre cure di cui noi, a cui noi ricorriamo quando abbiamo bisogno. Allora, io rivendico l'esigenza che ogni questione, i medici di base oggi, noi stiamo parlando, però vanno visti in una visione generale. Nella visione generale manca appunto la formazione, come diceva la dottoressa Murgia. Allora, proviamo a pensare alla formazione dei medici all'università, non solo la formazione dei medici all'università, ma anche alla questione del numero chiuso. La questione del numero chiuso è stata sollevata di recente da un intervento del ministro Bernini, la quale appunto ha ribadito che c'è esigenza di aumentare i medici, però va confermato il numero chiuso proponendo delle prove selettive diverse, addirittura 4 prove negli ultimi 2 anni anziché come si faceva precedentemente. Allora, dicendo, giustificando questo la Bernini col fatto che soltanto perché noi abbiamo il numero chiuso abbiamo sempre garantito, quindi c'è una selezione, abbiamo sempre garantito dei medici di qualità, i migliori di tutti i medici italiani. Io non credo che sia il numero chiuso a garantire la bontà, la qualità dei medici italiani, proprio perché innanzitutto un medico si forma e comincia a capire se è veramente votato e ha disposizioni proprie per fare il medico nel momento in cui comincia ad affrontare il suo percorso di formazione universitaria. E lo dico proprio perché ne ho avuto una testimonianza in diretta con mio figlio è medico e si è convinto di fare il medico ad un certo punto del suo percorso universitario. All'inizio addirittura rifiutava quello che gli veniva proposto. Oggi è ricercatore universitario, quindi per dire che è convinto del lavoro che fa. Quindi non è vero che con questa selezione tu verifichi un orientamento per fare il medico. Quindi bisogna pensare a qualcosa di diverso, ma sono anche convinta che sia diritto di ogni giovane poter scegliere, vero, il tipo di studio che decide di scegliere in quel momento. E quindi io metto in discussione il numero chiuso e penso che il problema in Italia che riguarda la medicina e che riguarda i medici non sia soltanto il numero ristretto che viene riservato alle specialità, ma sia anche nel numero chiuso, e il numero chiuso credo che alla fine sia un qualcosa che copre il fatto che noi non finanziamo di più la medicina. Tutto lì è il discorso. Allora non diciamo che è una questione di formazione o di numero chiuso che deve essere garantito, ma diciamo che non vogliamo investire di più. Diciamo che questa medicina, che voleva essere una medicina che copriva universalmente le nostre esigenze di cura, in realtà non le copre universalmente, ma ne copre solo in parte, e quelle terapie che decide anche di sovvenzionare le sovvenziona solo parzialmente. Quindi non è, come diceva appunto mi scusi ma non mi ricordo il nome del suo intervento, quando diceva che appunto abbiamo un sistema nazionale che ha garantito giustizia. Abbiamo ora un sistema nazionale che sempre più invece discrimina, che sempre più afferma disuguaglianze. Allora questo è il problema. Allora va affrontato, secondo me, complessivamente, avendo presente che noi abbiamo un sistema nazionale che è nato in un certo modo e sta discriminando e sta favorendo proprio sempre di più, accentuando le disuguaglianze,
che c'è una formazione dei medici che deve essere ripensata. Lo dico, ritorno al discorso che facevo prima, come pedagogista appunto c'è stata una stagione in cui si parlava di educazione del paziente e di una medicina umanistica, proprio perché il medico doveva essere formato in un certo modo. Poi questa stagione sta un po' scemando, non c'è più interesse per queste cose, ma questi sono gli aspetti che devono essere invece ripresi in questo quadro generale che si fa, se vogliamo veramente affermare un sistema nazionale che ritorni a essere quello che prometteva inizialmente. Grazie, scusate. Grazie. Altre domande? Prego, per non arrivare al cavo fino a Lazio. Dov'è? Buonasera. Io ho sentito parlare argomenti sicuramente interessanti. L'umanità della medicina, che mi sembra che non ci sia più. Ho sentito parlare numero chiuso, si parla di numero chiuso a medicina, si parla però negli ultimi, l'onorevole Lorenzin ne parlava, però negli ultimi 10 anni è stata ministro della sanità, doveva essere combattuto, non a parole, non a slide, non a volantini, ma doveva essere combattuto in maniera decisa in Parlamento. Umanità della medicina, io faccio una domanda. Dal 2020 spesso le persone hanno avuto accessi al pronto soccorso, parlo da persone che hanno lavorato 40 anni nella sanità. Ci sono stati accessi al pronto soccorso perché è mancata la medicina di base, perché è stato fatto del terrorismo mediatico, perché non si può, secondo me, avere un approccio verso una malattia sicuramente importante, virale, con un protocollo che è quello che ha emanato il ministro della sanità Speranza e che il governo ha appoggiato. Il protocollo era paracetamolo e vigile attesa. Il paracetamolo in farmacia si trova, la vigile attesa io non sono riuscita a trovarla. Le persone accedevano al pronto soccorso, ve lo posso assicurare, anche con 40 di febbre e una saturazione a 85. I medici di base dov'erano? Io ho avuto l'H1N1 e sono stata curata dal medico di base senza ricovero in ospedale. Lo sentivo tutti i giorni e mi visitava 2 volte al giorno con guanti e mascherina. Brava! Buonasera, io mi chiamo Claudio Peris, abito a Mestre e insieme a un coordinamento inizialmente 2 anni fa di 140 associazioni che si chiama Tutti Insieme, e premetto, non sono un uomo di destra. Io dall'89 al 99, quando l'ex ministro Bindi aveva commissariato il Veneto, ho fatto parte con lui dei 40 fondatori del Partito Popolare, confluito poi nella Margherita e poi nell'IS e poi nel PD. E insieme al ministro Rosy Bindi ho anche visto il piano sanitario nazionale di allora, dove si prevedevano la chiusura del 50% degli ospedali, l'assistenza domiciliare integrata e l'intramenia e l'extramenia. Poi tutto questo è talmente tramontato per le lobby, come ha detto lei, che l'hanno dimessa lei, che faceva parte allora, non mi ricordo più se della Margherita o dei DS già, o forse era DS sì, allora, è stata dimessa dagli stessi
del suo partito, dell'allora suo partito, e l'ha saputo, a me l'ha detto personalmente 15 giorni dopo. Perché dico questo? Perché quel tipo di sanità, nel concetto del ministro onorevole Rosy Bindi, era quello di una sanità che doveva decentrare nel territorio le cure affinché l'ospedale non fosse l'ultima soluzione, come è rimasto purtroppo anche oggi, diciamo, l'unica salvezza quando uno sta male è andare al pronto soccorso. Allora, il 14 di dicembre sono riuscito ad avere un canale diretto attraverso una manifestazione con l'assessore regionale Lanzarin, Manuela Lanzarin. E mi permetta, vorrei farle un complimento, ma non perché sono qui, ma al consigliere Bonanni, perché è stato il promotore di quell'ordine del giorno che ha presentato il Consiglio regionale del Veneto, che è stato poi recepito da tutto il Consiglio regionale e della stessa assessore Lanzarin, che mi ha detto che lei lo ha modificato perché sennò non era accettabile, però poi di fatto lo ha, come dire, fatto proprio sulla riapertura per un ritorno alla normalità, chiamiamole tra virgolette, delle case di riposo, dell'RSA, delle strutture sanitarie e sociosanitarie che sono ancora oggi, scusatemi se lo dico, ma i medici lo sanno, sono dei lager dove le persone ancora oggi sono sequestrate. Perché dico questo? Perché se noi parliamo di un tema come la carenza dei medici, senza inquadrare il problema della salute, non ne verremo mai fuori. Noi abbiamo protocollato la prima volta un documento che abbiamo scritto assieme con persone del territorio che da 30 anni lavorano, e abbiamo premesso 3 righe che vorrei leggervi. La salute, come la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è uno stato di benessere fisico, psichico, sociale e spirituale, un equilibrio possibile per il conseguimento a tutte le età e condizioni umane della prevenzione primaria della salute. Ciò vuol dire che, come diceva mia nonna, non si cura la malattia, si cura il malato, e oggi bisogna anche pensare a un nuovo modo di fare il medico, in cui si tenga conto di tutti i 3 aspetti, non solo quello ti mancano, non so, dico una stupidaggine, 100 grammi di sodio, allora io ti do 100 grammi di sodio. Questo non è curare senza entrare, diciamo, in dettagli di medicina o di altre cose. Cioè, il problema è che oggi ho parlato col direttore generale dell'ULSS 3, il dottor Contatto, Edgardo Contatto, il quale mi ha detto, mi scusi, metto gli occhiali, nella ULSS 3 ci sono 380 medici di base, 60 pediatri di libera scelta e, con la convenzione, 90 amministrativi e 50 infermieri. Nonostante questo, perché io personalmente sono d'accordo con lei, signora che fa la pediatra, ma il mio dottore, quando ero bambino, penso che mille persone le curasse, e veniva anche di notte a casa mia quando mia mamma con 3 bambini, praticamente in 3 anni ha fatto 3 bambini, senza che glielo chiedesse veniva a vedere, perché io avevo la polmonite, perché si sentiva responsabile di questo. Però cosa mi diceva il direttore generale dell'ULSS 3? Che il 75% delle cure avvengono al pronto soccorso. Allora questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Com'è possibile, con questo schieramento di medici, di pediatri, di infermieri, che il 75 delle cure vanno
nei pronto soccorso. Vuol dire che c'è qualcosa nell'organizzazione, e qui ha ragione lei, cioè pazienza che non si parlino, che un medico non vada in ospedale, ma mi ricordo negli anni 90 proprio il ministro Bini pretendeva che il medico seguisse il paziente anche in ospedale, cosa oggi quasi il medico di base sto parlando. Cosa che sembra oggi parlare di qualcosa che non ha nemmeno, diciamo così, senso parlarne, perché non succede mai. Addirittura oggi ci troviamo nelle condizioni che uno entra, una persona, diciamo, di una certa età, con una patologia e esce dall'ospedale disabile, perché mi sono trovato a settembre-ottobre con questa esperienza che, mancando, diciamo, la cura al paziente, è meglio mettergli il catetere e mandarlo a casa col catetere, tanto poi si arrigeranno gli altri. Allora questo modo di fare medicina, soprattutto da persone, diciamo, di una visione più di sinistra, cioè di una visione in cui si dà più valore al servizio pubblico, allora io mi domando se qui bisogna anche interrogarsi se effettivamente come è organizzato e come concepisce il lavoro medico sia quello giusto. E chiudo dicendo una cosa, ritornando a quello che ha fatto lei e che praticamente continua a sussistere. Nel territorio, un po' per la burocrazia, un po' perché nessuno si vuole prendere le responsabilità. Da una parte mi è stato detto oggi da un direttore di una casa di riposo: i politici fanno bella mostra perché loro dicono riapriamo, poi però i problemi ce li lasciano a noi. In mezzo ci sono i direttori sanitari, ci sono i direttori, diciamo, dei distretti, però di fatto nessuno si prende la responsabilità di dire a questi direttori generali: benissimo, sono decaduti il Green Pass, è decaduto il tampone, sono decadute le restrizioni, dovete attuarle. Cosa succede? In questa confusione è chiaro che naviga il privato. Il privato fa gli interessi: quanti soldi mi entrano, a me conviene tenere un anziano su un letto, sedato, legato, e limito le visite. E dico, qui si entra dalle 9 come succede a Favaro, come succede a Villa Serena a Bassano, dove lei per vedere il suo paziente deve prenotare online sul portale, aspettare che gli sia data conferma e poi accederà forse alla struttura. Armi Azzurri Favaro, per entrare oggi, sì, ma credo che sia importante che qui il personale medico sappia queste cose. Armi Azzurri a Favaro, oggi pomeriggio ho discusso col direttore, mi ha detto che lì per entrare al reparto disabili, parliamo di persone fragili che hanno bisogno di un'assistenza continua. Uno che è disabile ha bisogno di qualcuno che lo imbocchi, ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, come le persone che hanno malattie psichiche, hanno bisogno continuamente della presenza delle persone. No, mi dice che per accedere devo fare il tampone, vestirmi con tutta misurare la temperatura, vestirmi come entrassi in sala di rianimazione. E quando posso farlo? Quando decidono loro, non il sabato e la domenica, non i festivi. Ma io dico, stiamo segregando le persone, e noi diciamo di sinistra che siamo stati al governo abbiamo permesso questo. Dove è mai successo nella storia? Io sono figlio di un deportato in campo di prigionia, neanche mio padre vedeva la gente morire da soli. Siamo stati indifferenti tutti quanti. Io mi domando i medici dove erano. Il giuramento di Ippocrate prevede qualcosa di molto più serio della professione del medico. Io mi vergogno da questo punto di vista di essere un italiano, aver assistito a questa cosa, nell'indifferenza generale anche della Chiesa, Allora io vi invito voi uomini di sinistra del PD a ripartire proprio dalle persone più fragili. Se noi riusciamo a fare una battaglia che riapriamo queste strutture, che sono quelle tra l'altro, l'ha detto lei, dove vanno più persone a curarsi, dove intasano, perché questi risparmiano
Questi non assumono una persona in più per curare questi anziani e adesso pretendono un aumento. L'UISS di Venezia per i disabili ha imposto un aumento di 11 euro al giorno, 11 euro al giorno, aumentano minimo 2-3 euro le rette, che poi tra l'altro sarebbero a carico del servizio sanitario, ma siccome la gente non sa che è in base alle fasce di reddito, allora le pagano anche i familiari. Io dico è da lì che dobbiamo partire dal servizio alla persona. Grazie. La dottoressa, se prima c'erano No, volevo replicare altri quello interventi, semplicemente perché mi ha chiamato in causa. No, perché se mi dice che si riempie il pronto soccorso e che tutta la gente va al pronto soccorso, io le rispondo che siamo arrivati come pediatri, perché non so i numeri della medicina generale, ma penso che siano simili, siamo arrivati a 70 telefonate al giorno, un solo pediatra con 850 pazienti, 40 visite, 50 visite, 20 domiciliari, e se vuole continuo, perché ho i dati, li abbiamo fatti, i dati ci sono, noi lavoriamo moltissimo. È ovvio che essendo un solo medico, prima non ho fatto difesa delle categorie perché non era il mio compito, volevo parlare della qualità della professione, lei mi ha tirato in ballo. La qualità della professione uno la può fare al meglio di se stesso, essendo sempre presente in tutte le riunioni, andando a tutte alle scuole per parlare come si tratta un bambino con le crisi epiletiche, alle commissioni per valutare gli interventi di riabilitazione, a casa del paziente anche in orari che non sono previsti nel lavoro, vederli di sabato e domenica, quando sono i pazienti che hanno bisogno di queste cose. Possiamo fare tutto, però siccome siamo uno solo, senza infermiere spesso, senza niente, può sfuggire il paziente. Le dico che da uno studio fatto nell'88 sulla ASL di Treviso, i famosi dati che intasavano il pronto soccorso erano neanche il 5% delle visite che in quel giorno il medico faceva, cioè sfuggiva un paziente ad ogni pediatra al massimo. Nonostante tutto c'è questa fantasia che noi non presidiamo il territorio, noi il territorio lo presidiamo. Poi ci sono anche medici, come in tutte le categorie, che non fanno bene il loro lavoro, però le garantisco che la maggior parte li presidia. Le storture che lei dice, le vivo come sorella di una persona con handicap in una casa di riposo, quindi la capisco perfettamente, però i due problemi sono completamente slegati. La categoria di cui si parla bisogna anche rispettarle, ci sono problemi, c'è scarsa qualità, però non posso tollerare che si possa dire che i medici di famiglia o pediatri di famiglia non lavorano bene tout court. Ci sono problemi e ci sono persone di eccellente qualità, una buona percentuale lavora bene, ci sarà anche qualcuno che no, nella solitudine più assoluta è isolata da tutti, bisogna anche dirlo, ci compriamo tutto, dalla penna al camice, ci paghiamo il sostituto, ci paghiamo le ferie, non abbiamo nessuna, non abbiamo tredicesima, non abbiamo niente. Questa è un'altra delle cose che nessuno mai dice e invece andrebbe detto. In conclusione, due brevi conclusioni ai relatori e poi la chiusura a Giacomo. Scusate, io adesso se vuole lasciare le mail... Renzo è preoccupata per il fatto che questa è soltanto la seconda di una serie di conferenze a tema che stiamo facendo, per cui chi vuole essere informato può lasciare la propria mail e arriveranno le indicazioni e locandine delle prossime. Sì, mi sento di dire due cose per chiudere con il mio intervento. Ecco, io credo che noi dobbiamo superare completamente l'idea del medico di medicina generale che lavora da solo. Questa cosa qua oggi non sta più in piedi, ecco, non sta più in piedi per le caratteristiche che abbiamo sulle malattie, sui tipi di intervento, sulla collaborazione interprofessionale, cioè su tantissime cose. Oggi il medico di medicina generale che lavora da solo non ci sta più, ecco, è solo, non si confronta con nessuno, non fa parte di un sistema, insomma quella roba lì va superata. Penso che anche gli stessi medici, i giovani che incontro io, quando vedono questa situazione qua soffrono perché non hanno possibilità
di orare, questa cosa. E la seconda che volevo dire è questa: io leggo spesso sui giornali diatribe, come leggerete voi, tra chi dice, chi è pro, chi è contro, tutte queste prese di posizione, no? Chi dice che i medici lavorano poco, lavorano 15 ore a settimana in ambulatorio con il massimale pieno di 1500, questo è da contratto loro, d'accordo collettivo nazionale, e chi dice che fanno tante visite domiciliari, chi invece dice che a domicilio non ci vanno più. Allora, c'è un modo per sapere la verità. Io al tavolo aziendale mio ho detto, ma scusate, ma mi sembra di essere dentro a della fantascienza. C'è un modo per sapere la verità? C'è un modo per sapere quanti pazienti vanno in studio? C'è un modo per sapere quante visite domiciliari vengono fatte? Ci saranno dei modi. Noi abbiamo nelle aziende che seguo io, devi registrare ogni prestazione che fai, tutto devi registrare, e di te sanno vita, morte e miracoli di quello che fai nella tua azienda. Allora io dico, possibile che non riusciamo ad intercettare questi numeri? Perché questo è uno dei problemi. Quando parlavamo prima di standard, qui il tema non è un medico di medicina generale con 1500 utenti, ma cosa vuol dire da un punto di vista pratico? Ve lo siete mai chiesto? Magari sono 1500 che non ci vanno mai dal medico, oppure sono 1500 che sono là tutti i giorni, 3 volte al giorno. Come facciamo a stabilire che cosa fanno questi medici? Perché allora se no continueremo nella diatriba che da una parte si dice che fa 100 ore al giorno e da quell'altra parte che non fa niente. E continuiamo a dire queste leggende, oppure a vivere su indagini, a vivere su ipotesi, no? Ci sono sistemi oggi per andare a codificare che cosa viene fatto, e sulla base di quello dopo traiamo anche le conclusioni e le riflessioni. Allora io avevo proposto, ad esempio nella mia azienda, cosa ovviamente che i medici hanno accettato, i medici di medicina generale, di fare un CUP per la richiesta delle visite domiciliari, in modo che cominciavamo a contare queste visite domiciliari. Rifiutato, cioè non si può fare questa roba qua. Allora io dico, proviamo tutti insieme, perché facciamo tutti lo stesso mestiere e siamo tutti orientati al bene delle persone, a trovare dei modi per renderci chiari e in trasparenza quello che si fa. Perché in questo modo possiamo anche andare ad isolare quello che non fa bene, esattamente come facciamo in tutte le organizzazioni. C'è il bello e il brutto dappertutto, sapete, guardate che il bello e il brutto c'è dappertutto, dipendenti, convenzionati, pediatri, sindacalisti, politici, dappertutto. Quindi bisogna, invece di fare, diciamo, schieramenti che non servono a niente, bisogna ragionare su quello che succede realmente. Allora, con la realtà noi riusciamo anche a trarre delle conclusioni e a portare dei miglioramenti. Se la medicina generale non collabora in questo, perché c'è un po' di resistenza eccessiva, secondo me, che va a proteggere chi invece non va protetto, che la stragrande maggioranza dei medici sono persone che fanno bene il loro lavoro e fanno queste cose. No? Allora, perché andare a chiudere un sistema e renderlo, diciamo, ostaggio di chi, della diceria? No? Allora, mettiamoci qua e guardiamo cosa succede veramente dentro. Io vi racconterei, ma non c'è tempo, l'esperienza che è stata fatta a Verona. A Verona, con le zone carenti, la direzione generale ha avuto l'autorizzazione a coprire le zone carenti con la continuità assistenziale, quella guardia diurna la chiamano, la guardia diurna. Io ho guardato i numeri, siamo bassissimi come accessi dei cittadini. Cioè, allora, io dico, ma com'è? Proviamo a guardarci dentro alle cose e poi traiamo le conclusioni, senza partiti, senza posizioni
a prioristi o ideologici. Parliamoci dentro. Grazie. Una cosa rispetto anche all'intervento che ho fatto prima, no? Io sono un cittadino di Mogliano Italia. Nel momento in cui i medici hanno accettato un protocollo di tachipirina e vigile attesa, hanno perso la loro dignità, almeno ai miei occhi. E questo è durato 2 anni e i partiti che erano al governo in quei 2 anni l'hanno votato, l'hanno appoggiato. Chi invece ha curato i propri pazienti ha rischiato anche di essere deferito all'ordine dei medici. Giusto? Bene. Andrea, la questione della sanità è decisamente importante. Stasera avevamo un problema soltanto per poterlo approfondire. La necessità che risulta evidente è che sul tema sanità si continui a parlare tutti insieme, e questo lo assumiamo come impegno. Diamo 2 parole ad Andrea Zanoni per le conclusioni e poi a Giacomo Nilandi per le conclusioni. Sarò velocissimo, lo premetto, perché vedo che alcuni stanno già andando via. Volevo dire intanto 2 precisazioni e una considerazione al signor Claudio. Io sono Andrea Zanoni, non Bonanni, perché prima parlava di Bonanni. Zanoni. E per quanto riguarda la questione, sì, è giusto il dato. Non sono Bonanni, sono Zanoni. È giusto che lo posso dire. Però voglio dire, va bene. Gioca in casa. Sì, sicuramente, di questo non c'è nessun dubbio. Poi abbiamo anche detto una cosa, no, che si è ripetuto il fatto che qui manca anche organizzazione, mancano delle previsioni. La mano destra non sa quello che fa la sinistra, è stato spiegato bene questa sera, ma di fondo c'è anche il fatto che se non riconosci il lavoro fatto, se non dai le strutture che servono, l'infermiere, l'assistenza eccetera, la macchina non va avanti. Come tutte le macchine, se non metti il carburante. E allora volevo fare un discorso sul carburante, ovvero sui fondi della nostra regione. Lunedì ero a Montebelluna, abbiamo fatto una cosa simile e è intervenuto l'ex presidente dell'Ordine dei Medici Tessari. Quando io ricordavo che siamo ultimi per soldi che diamo in borse di studio per formare i medici di medicina generale, lui mi ha detto: in realtà adesso siamo ultimi, però già da 7 anni eravamo terzultimi. E pensando a questa affermazione mi è venuto in mente che cosa è successo, ed è giusto che lo sappiate, almeno che ve lo ricordi questa sera. 7 anni fa. 7 anni fa si è presentato in consiglio, io ero consigliere, il presidente Zaia, e ci ha detto: la superstrada Pedemontana Veneta, l'azienda sta per fallire, dobbiamo inserire una tassa per tirare fuori 300 milioni di euro. Si trattava di mettere la maggiorazione all'addizionale IRPEF. Siamo l'unica regione che non mette le mani nelle tasche dei ricchi, perché si tratta di mettere l'addizionale IRPEF soprattutto per chi ha un reddito alto. Bene, non lo ha più fatto, però i 300 milioni utili a salvare la SIS, la società della Pedemontana, che stava fallendo, li ha trovati. Dove li ha trovati? Li ha fabbricati con la macchinetta? No, li ha trovati dalle nostre tasche, e siccome la fetta più succosa del bilancio è la sanità, alla fine ha tagliato soprattutto nella sanità. E nel tempo un po' alla volta lo si vede, soprattutto per quanto riguarda la parte, voi sapete abbiamo un sistema che ci invidiavano socio-sanitario, sulla parte socio soprattutto, sull'assistenza, i disabili, gli anziani eccetera. Hanno fatto questi tagli che adesso un po' alla volta si ripercuotono negativamente, ed è stato detto un po' da tutti questa sera. Ma non solo, volevo ricordare anche che il 15 dicembre, quindi giusto un mese fa, è stato approvato il bilancio in Consiglio regionale. In questo bilancio ci sono 2 voci che a me hanno dato veramente fastidio. Noi di minoranza naturalmente abbiamo votato contro. Ci sono 55 milioni di euro di buco della superstrada Pedemontana Veneta. Per la prima volta quello che noi andavamo dicendo ormai da 10 anni
si è concretizzato il fatto che questa è una strada che creerà un buco gravissimo. Perché? Perché Zaia nel 2017, oltre a chiedere i 300 milioni, ha cambiato la convenzione. La superstrada pedemontana è una strada che paghiamo come regione ogni anno con una quota fissa al privato per 39 anni. Adesso abbiamo cominciato a pagare 150 milioni l'anno. E la regione che entra a PA, nel 2017 Zaia decise di portare il rischio di impresa in capo ai veneti, ovvero disse: noi diamo una quota fissa al privato, ma noi ci prendiamo i soldi dei pedaggi, cioè quello che entra ce lo teniamo noi. Voi avete visto qualche servizio in TV, nei giornali della pedemontana deserta? Bene, quindi ha certificato per adesso, è pubblicato nel BUR, Gazzetta Ufficiale della Regione Veneto, che abbiamo già i primi 55 milioni di buco. Ma attenzione, quelle quote che dobbiamo dare fisse al privato adesso sono di 150 milioni, aumenteranno e verso il 30° anno e in avanti saranno di 450 milioni di euro l'anno. Questo vuol dire che, facendo due conti a spanne, potremmo trovarci, grazie alla pedemontana, con 2-3 miliardi di euro di buco. Quindi io purtroppo non voglio fare pessime previsioni, spero che la pedemontana sarà affollatissima e, come dice qualcuno follemente, dico io, servirà anche la terza corsia, ma ho tutta l'impressione che con questi dati sarà una catastrofe per la regione. E anche gli ospedali sono stati costruiti. Un altro dato che mi ha dato molto fastidio, che ci ha dato molto fastidio in questo bilancio del 15 dicembre, è un dato che può interessare a tutti, sono convinto, è che in questo bilancio noi veneti mettiamo 85 milioni di euro per una cosa che adopereremo tutti, sto scherzando naturalmente, una pista da bob a Cortina che verrà utilizzata da meno di 20 atleti italiani, perché non abbiamo più di 20 atleti che fanno bob in Italia. 85 milioni di euro. Pensate che il Comitato Internazionale Olimpico ha sempre detto: non buttate via questi soldi, la gara da bob fatela a Innsbruck, c'è già, e non spendete una lira e anche non fate uno sconquasso all'ambiente in una zona delicata come le Dolomiti, come sarà per questa. Ma un altro dato, e dopo concludo con i dati dei soldi, ma sono soldi importanti, voi avete capito, se ce li metti qua dopo non li puoi più mettere sulla sanità, sulle case di riposo, sui mezzi di medicina generale, sull'eliminare le liste di attesa e così via. Sono i 460 milioni di euro che dal 2010 al 2020 la Regione Veneto ha dato per il vitivinicolo. 46 milioni di euro a fondo perduto per la viticoltura, ma non quella biologica, la viticoltura in generale. Sono soldi che vengono dall'Europa, dallo Stato, le mette la Regione, però anche qui non è che sia stata fatta una diversificazione in agricoltura, ad esempio per prodotti a chilometro zero eccetera, tutto sul vitivinicolo, perché qualcuno doveva poter andare in giro per il mondo e per l'Italia a dire: siamo quelli che producono più vino in assoluto, ma alle spese di chi? Anche questo dei veneti, dei contribuenti. Ma sono fondi europei, ma chi è che dà i soldi all'Europa? Siamo comunque sempre noi, avete capito? E questo per dire che quando si vuole i soldi per risolvere un problema ci sono, si trovano, è solo questione di scelte politiche. Grazie, do un attimo delle notizie logistiche di calendario, così sapete anche come orientarvi per i prossimi incontri. Allora, intanto questo e tutti quanti gli incontri sono gentilmente, ringrazio ancora una volta, video filmati, per cui potete trovarli tutti quanti sul nostro canale YouTube PD Mogliano TV. E altro dato logistico: i libretti di cui abbiamo parlato questa sera li potete trovare nello scatolone sul tavolino di fianco a Renzo, potete prenderli tranquillamente, anzi vi invitiamo a divulgare il più possibile queste informazioni.
Terzo dato, siccome il Partito Democratico non è un'associazione culturale per cui fa attività politica anche per divulgare quella che è l'azione politica che fa e per far parlare anche la gente, ma è un partito e i partiti servono perché oltre a parlare e a lamentarsi delle cose che non vanno, servono anche per cambiare la società. Per cui l'invito che vi facciamo è che, visto che questo partito è uno dei pochi partiti che ancora fa un congresso in questo paese, con tutti i pro e i contro che si possono dire, fino al 31 c'è tempo per iscriverci e per partecipare a questo congresso. Primo invito alla partecipazione. Secondo invito alla partecipazione: se questo partito non vi sta poi così particolarmente simpatico al momento, ci sono le elezioni amministrative l'anno prossimo in questa città, per cui con la coalizione di centro-sinistra si aprirà un percorso programmatico partecipato con la cittadinanza a partire da marzo, con assemblee tematiche partecipate, quindi non come questa con dei relatori che portano le competenze ad altri, ma partecipate nel senso che tutti quanti assieme andremo a costruire il programma. Per cui l'invito a tutte e a tutti è quello di partecipare alla costruzione, perché così potremo dare il nostro contributo fattivo e far sì che la politica torni a fare quello che vogliamo fare, che tutti quanti vorremmo che facesse, ovvero occuparsi dei problemi reali delle persone. Quarto e ultimo appuntamento che vi lancio è nel mese di febbraio, a fine febbraio, primi di marzo, insomma alla fine di questo periodo congressuale che per noi sarà particolarmente impegnativo. Ci sarà un altro appuntamento ulteriore, poi ce ne sarà un altro anche in aprile e un altro a maggio, per cui l'invito è quello di lasciare la vostra mail e di tenerci tutti quanti assieme collegati. Siamo sui social, abbiamo il sito internet, eccetera eccetera. Sentiamoci. Grazie ai nostri ospiti, grazie in particolare a voi che siete venuti, grazie a Sonia che è venuta fin qua da Verona e che adesso deve tornare indietro soprattutto, e grazie anche ad Andrea. Buonasera a tutti, grazie.